Abbiamo ascoltato Sinfonie di un dono, questa bellissima orchestra che avevamo, trevigiana, che non c'è più. Colgo l'occasione per ricordare anche questo grande uomo, Tullio Giacomini, che aveva capito l'importanza di aiutare gli ultimi, i fragili. È stata una delle prime cooperative sociali, il Quadrifoglio, a fare questo. Poi non si è accontentato e ha cercato di dare un messaggio ai giovani. Come fare? Con la cultura naturalmente, con la bellezza, con la musica, con gli strumenti. E ha creato questa meravigliosa orchestra, fatta tutta dei ragazzi giovanissimi. Ne sono passati in più di, mi sembra che siano 30 o 40 anni di storia, 2000 ragazzi. Poi ognuno ha preso la propria strada, però si continuava a rinnovare. Tullio era una persona come Mirella. Facciamo fatica a chiedere, molta fatica, perché siamo più portati a dare. E questo veramente dà fastidio a qualcuno, perché togliamo visibilità, perché non chiediamo. Ecco, non sono loro i protagonisti, siamo noi che cerchiamo di far capire questi progetti importanti. Ma la politica non ascolta una certa politica. Io ho sentito il presidente della regione, giovane, che darà molto spazio ai giovani, ha messo anche delle persone anche competenti finalmente, specialmente Morena Martini, questa docente, che sa di cosa stiamo parlando, perché le fragilità cominciano a preoccuparmi, sono tantissime. Voi non avete idea, a 360 gradi quando si parla di fragilità. Se voi vedeste a Milano le code che c'erano per una borsa della spesa, per un giocattolo, rimanete impressionati, ma non ve le fanno vedere. Devono far vedere tutti i lustrini, che tutto va bene, che non c'è problema. Invece la Mirella tocca con mano. Anche mercoledì saremo aperti per dare questa borsa, questo sostegno, e penso sia un sostegno importante. Poi ho sentito nominare questi grandi della storia italiana, queste grandi associazioni, due in particolare. E io penso, e tutti gli altri dove sono? Tutti quelli che tutti i giorni mettono del proprio per cercare di aiutare, di dare uno spazio anche agli ultimi, ai fragili, con tutto quello che hanno. E poi sapete, mangiare un piatto di pasta il giorno di Natale, un bel contorno, un bel secondo, terzo, quarto, quinto, mi va anche bene. Ma mangiare un piatto di pasta, che tutti gliela diamo, perché anche se non facciamo la mensa, abbiamo delle borse bellissime, abbinato a un assegno che magari ti fa pagare l'affitto o le bollette, oppure curarti le bollette, è diverso, Mangiare con un assegno che vedi, puoi toccare con mano, dire domani posso fare anche questo, e respiro. Ma questo non importa alle persone. A voi sì, perché siete voi che aiutate questi volontari a fare questo, queste associazioni a fare questo, col vostro 5 per 1000, con l'aiuto concreto che date. Ma molta politica non interessa. Ieri ho sentito una persona molto ricca che ha detto sì, li guardiamo i poveri, ma più di tanto non è che ci interessano. Pace all'anima sua. Avete capito come ragione? Molti, non tutti, per carità, voglio mica sparare nel mucchio. Però io continuo a mandare questi messaggi. E li mando sperando che qualcuno riesca a capire che se non ci fosse il mondo delle associazioni di volontariato, tutto a 360 gradi, forse il paese si fermerebbe. Ne parleremo questa mattina con due ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza il dottor Alberto Quagliotto, direttore Casa Circondariale di Treviso. Grazie direttore. Saluto anche il dottor Antonio Romeo, consello che si occupa di violenza a 360 gradi, si riesce a capire perché tutti i giorni noi sentiamo donne accoltellate, proprio piene di botte, di tutto e di più. Sentiremo cosa ci dicono, ma partirei proprio col direttore. Io ho fatto questa parentesi, direttore, per far capire lei che tocca con mano cosa vuol dire essere soli, disperati, compiere anche certe azioni perché non sai più cosa fare e poi ti ritrovi dietro le sbarre, perché prima o dopo ci arrivi se qualcuno non tende la mano. Com'è la situazione del suo importantissimo osservatorio, direttore? Partirei dal suo inciso del prima, sul dopo, perché probabilmente c'è una scarsa percezione a livello generale
che prima o dopo le conseguenze delle proprie azioni arrivano. E questo probabilmente perché è frutto anche di una certa tendenza educativa a spostare tutto in là, a spostare le frontiere delle conseguenze, delle decisioni prima e delle conseguenze dopo, a un futuro che si spera che non arrivi mai. E questo lo vedo soprattutto, questa percezione la vedo soprattutto nelle troppe persone giovani che stanno arrivando da noi, perché non c'è soltanto la delinquenza minorile, che è una parrocchia, diciamo, che non gestisco, che ha le sue dinamiche, ma ci sono anche un sacco di giovani tra i 18 e i 25 anni che insomma affollano le nostre carceri. Questo è un dato abbastanza preoccupante. Non è una novità, comunque diciamo che la violenza non è una caratteristica della nostra epoca. Se guardiamo alle epoche passate, probabilmente ci sono state epoche molto più violente delle nostre, anzi forse da certi punti di vista questa è la meno violenta a livello di comportamenti individuali. Io dico sempre, se andiamo a leggerci non i rapporti del Consiglio dei 10 di Venezia, ma una qualsiasi visita pastorale di un vescovo del 500, del 600, vediamo che una delle esortazioni che fa a tutti i parroci è di impedire che i parrocchiani vadano a messa col coltello in tasca. E quindi stiamo parlando di società che noi, anche di epoche che noi mitizziamo, ma non sono da mitizzare sotto il profilo della violenza, perché è comunque un dato che appartiene alla natura umana. Il vero problema è come gestirla, è capire se attualmente le modalità di gestione della violenza devono differire dai tempi andati, e qui probabilmente si apre tutto un problema nuovo, perché rispetto ai tempi passati sono mutati anche i mezzi, le metodologie, il modo di esprimersi della violenza. Soprattutto credo, da questo punto di vista, non credo di non poter essere smentito, dalla propagazione e dalla esposizione e dalla esibizione della violenza. Da questo punto di vista la televisione deve farsi veramente tanti punti di domanda, soprattutto quando rivolge i suoi messaggi e le sue immagini ai giovani. Ai giovani che, e qui chiudo perché non vorrei essere troppo parli che è importante, direttore. Troppo pervasivo. Ai giovani che non rimarranno per sempre giovani, cioè anche questa mitizzazione della gioventù, il fatto che la gioventù sia un valore in sé, anche questo è un messaggio un po' sbagliato. È bello essere giovani, e chi non vorrebbe esserlo? Il mito di Faust ci sta sempre qua a ricordarlo. Però nel metro della vita la gioventù va fino al centimetro numero 28, 30 se proprio, ma dopo tutto il resto, e per chi ha la fortuna di arrivare anche ai 100 anni, tutto il resto, comunque la maggioranza, anche chi arriva a 60, chi arriva a 70, chi arriva a 50, la Bibbia diceva che l'età dell'uomo è 70, per i più fortunati 80. Bene, passiamo anche dai meno fortunati. Comunque la maggior parte della nostra vita non è vita da giovani, è vita da adulti, e dobbiamo prepararci a questa. Dottor Romeo, come commenta le parole del direttore? Si sposta l'acqua, grazie, per piacere, mi dice dalla regia. Condivido tutto quello che ha detto il direttore. Non siamo nell'epoca più violenta in assoluto, per quel che riguarda le mie competenze, in particolare sulle donne la violenza è stata sempre peggiore di oggi. Oggi si vede, se ne parla, si mostra, ma ci sono le statistiche, ma voglio dire, una volta le donne nella storia sono state fondamentalmente due cose, oggetti sessuali o serve. Quindi da 200-300 anni, quando la nostra Presidente del Consiglio dice io mi sono fatta da sola, è vero, onore al carattere, alla personalità, all'impegno, allo studio, ma se le incontrassi direi guardi signora Presidente che se lei fosse vissuta 200-300 anni fa avrebbe potuto avere l'intelligenza di Einstein, non avrebbe potuto fare altro che due cose: stare dietro i bambini e pulire la casa. Quindi la donna nella storia, voglio dire, è stata sempre quello che è oggi, oggetto di violenza. Per quanto riguarda i giovani,
Shakespeare diceva che gli adolescenti bisognerebbe farli dormire dai 12 ai 20 anni, perché ci sanno fare solo due cose: spaccare tutto e violentare le donne. Quindi, come diceva il direttore, l'umanità non si è mai fatta mancare niente in termini di violenza. Quella di oggi colpisce perché c'è un aumento esponenziale del numero dei giovani e della gravità dei reati, soprattutto due cose: la fragilità dei giovani d'oggi, ma anche, direi, il fatto che non hanno i fondamentali, come si dice nel calcio, non hanno le caratteristiche principali per stare al mondo. Voglio dire, Kant diceva che i sentimenti noi li abbiamo di natura, no? Non è mica vero. I sentimenti non sono di natura, sono di cultura. Cioè, se mio padre non mi avesse detto che queste cose non si fanno, io probabilmente le avrei fatte. Quindi diciamo che fondamentalmente ai giovani d'oggi mancano punti di riferimento, maestri, perché parliamoci chiaro, non è che gli adulti di oggi possono dare molti esempi, no? In tutti i sensi. Cioè, voglio dire, dal mio punto di vista, oggi la maggior parte delle violenze le fanno i quarantenni, cinquantenni, sessantenni e la propria moglie, quindi non facciamo confusione. Il pianeta giovane, è chiaro, è il futuro, dispiace e ci rende anche, come dire, un po' inquieti, parecchio inquieti, sul fatto di questa massiccia violenza. Però la violenza c'è in tutto il mondo in questa epoca, la fanno tutti, giovani ma anche vecchi. I giovani oggi hanno delle cose che ai miei tempi non c'erano e che secondo me non li aiutano. I social, per esempio, i social, a mio modo di vedere, quindi la mia opinione, sono un volano di violenza. Perché nei social vengono valorizzate cose, come diceva il direttore, no? Devi essere bellissimo, brevissimo, fighissimo, e non si parla di sentimenti, ecco perché i percorsi devono essere fatti in termini di sessualità, in termini di emozioni. Molti giovani, stavo per dire molti maschi, purtroppo oggi anche molte ragazze imitano i giovani, cioè ci sono baby gang fatte di ragazzine tredicenni, quindi proprio si sta spostando verso il peggio, qualcosa che non c'è mai stato nell'umanità. Cioè, nell'umanità le donne raramente erano violente, sì, le amazzoni, ma voglio dire, complessivamente da quando c'è l'essere umano sulla terra le donne non erano sinonimo di violenza. Oggi c'è anche questo. Parliamone, il problema è complesso. Ai problemi complessi non si possono dare risposte semplicistiche. Il direttore può confermare che l'aumento delle pene, la moltiplicazione dei reati non sono la ricetta giusta. Mi spiego, non sono la ricetta giusta. La ricetta giusta è capire le fragilità e aiutare i giovani a impossessarsi del loro futuro, perché il loro futuro dipende da quello che fanno o pensano oggi. Però, voglio dire, la società, a mio modo di vedere, non è preparata da nessun punto di vista, né la politica, né la stampa, né la televisione. Cioè, i mass media oggi non aiutano i giovani. Io vi ho ascoltato attentamente e in parte anche condivido quello che è stato detto, però in parte io assolvo questi ragazzi, questi giovani, perché purtroppo qualcuno, e non di sicuro giovane, non ha capito l'importanza dell'esempio, del buon esempio. Allora, se io vivo in una famiglia o in una società piena di rabbia, fin da piccolo, se non ho qualcuno che mi accompagna, che accompagna questa pianticella, un po' alla volta, come dico quasi tutte le mattine, a crescere bene e sano, io alla fine mi ritroverò dal dottor Quagliotto. Non c'è niente da fare. Perché? Perché la società si sta girando da un'altra parte. Per paura, regna la paura regna sovrana. Io dico sempre, io non sento questa paura. Io vedo più bravi ragazzi che cattivi ragazzi. Però, come dice giustamente il direttore, quello che vediamo sono gli esempi negativi. Ci bombardano con gli esempi negativi. I giovani sono questi, non hanno voglia di fare niente, non hanno voglia di lavorare, sono malvagi, cattivi, non parliamo anche delle ragazzine. Ma io mi domando, qual è il messaggio? Cosa saranno 1000 in tutta Italia? Ma non so se ci arriviamo a 1000. Gioco forza sono quasi sempre gli stessi che girano nelle varie regioni, nelle varie città. Però qualcuno non li vuole fermare. Perché a mio avviso questo esempio di rabbia fa molto comodo a qualcuno.
Ma non mi direte mica che nel 2025, con i mezzi che abbiamo, con le possibilità che abbiamo, direttore, non riusciamo a fermare questi ragazzini? Eppure siamo pieni di associazioni di volontariato che potrebbero, sono anche educatori, molti, adesso ne vedremo una, a parte una a Treviso, proprio con l'ULSS, di riuscire a capire che forse basta prenderli, dividerli, prenderli e portarli in situazioni dove riescono a capire l'importanza della vita, le esperienze, anche sportive, penso, anche sportive, dove hai regole, fai fatica, non fai fatica 15 giorni all'anno, il mese di agosto e dopo basta, fai fatica tutti i giorni, vedi e sei assieme agli esempi di ragazzi bravi, tuoi coetanei, che ti guardano e ti dicono vieni con me. Io ho parlato con diversi direttori sportivi, ma mi sembra che nessuno abbia chiesto a loro se vogliono prendere qualcuno di questi ragazzi anche alla messa in prova, anzi ho un appuntamento anche con i giudici e glielo dirò anche questo, perché loro sarebbero anche disposti a prendere. Io sono sicura, direttore, che se li prendiamo uno a uno e li mettiamo nel posto giusto al momento giusto, e voi avete tutti gli esperti che possono fare questo, mi sembra che all'interno del carcere non ci sia solo il direttore Quagliotto, c'è una squadra che lavora, per fortuna, se non so come farebbe, per cercare di tendere una mano. Il problema è quando escono questi ragazzi cosa trovano. Allora direttore, non pensa che forse se riusciamo, e lo dirò anche al presidente Stefani che mi ha detto che più che volentieri mi ascolterà, di unire le forze, perché noi siamo senza giovani, mondo del volontariato è senza giovani, quei pochi che hanno ormai, poveretti, hanno molte difficoltà, ci hanno messo poi una burocrazia che siamo con le spalle al muro, molti stanno chiudendo perché non ce la fanno, se non sei strutturato non riesci a stare a galla, e cercare di unire le forze perché il diversamente giovane, come lo chiamo, abbia meno paura di uscire di casa perché non li trova. E le ragazzine possono uscire di casa perché sanno che non potranno trovare questo gruppetto che a loro fa tanta paura. Io mi sono seduta assieme a un gruppetto di questi, l'ho anche raccontato, direttore, e la prima cosa mi hanno guardato e detto questa cosa, tutti giravano, io mi sono seduta tra di loro. Poi siamo andati a bere anche un caffè e posso assicurarle che nel momento che erano all'interno di questo bar, che bevevamo il caffè, nessuno li guardava più come con questo nome Maranza, non so chi l'ha inventato, gli mancava anche il nome, che per loro è importante, perché erano dei ragazzi, solo che là erano identificati come quelli da temere, da aver paura. Allora cosa succede, direttore? Non è forse che bisogna unire le forze, perché se aspettiamo le leggi che ci sono ma non vengono applicate i giudici, dobbiamo forse aiutare noi, le comunità, a fare questo. Cosa dice? Parto dal verbo fermare, che ha usato prima. Allora dice come fermare? E mi ricollego da questo verbo a quello che prima ha detto il dottore, cioè non ci sono ricette univoche, la società è una società molto complessa, quindi l'inasprimento delle pene è soltanto un aspetto che può avere un significato se tutto il contesto sociale presenta dei valori condivisi. Bene, io non sottovaluterei il discorso della risposta penale, perché comunque da un punto di vista generale la cosiddetta funzione generale preventiva della pena ha un suo valore. Tu sai che se fai questo ti succede questo, cioè ti richiama una responsabilità. Probabilmente anch'io ogni tanto, se non ci fosse la norma penale che punisce l'omicidio, a chi mi ruba il parcheggio mi piacerebbe tanto uscire col crick e usarlo in maniera differente. No, vabbè, non lo faccio per una questione etica, ancora prima che perché c'è la legge che lo vieta, però c'è anche una fetta di società non indifferente che non fa alcune cose soltanto perché c'è la punizione. Adesso ho fatto un esempio bislacco, ma pensiamo a tutti i reati, per esempio finanziari, a tutti i reati cosiddetti non di diritto naturale, ecco, quelli che non sono iscritti nei 10 comandamenti o nelle leggi, nel diritto naturale.
Quindi voglio dire, non è che questo per dire che non esiste una ricetta univoca, dobbiamo anche arrenderci al fatto che ci siano alcune persone che non accettino la proposta educativa. Cioè, e su questo non possiamo pretendere che data una ricetta X la ciambella esca col buco. Ma più che sugli sforzi del volontariato, secondo me bisogna recuperare un messaggio etico-morale univoco da parte della società e non catalogare questo messaggio etico e morale come ipocrisia. Perché dal 1968 in avanti tutto quello che era stato prima veicolato veniva veicolato come messaggio ipocrita borghese di una società conformista, e quindi si è passato, poteva anche essere vero, chi ne sa, non so, adesso non voglio fare esami sociologici, però si è passati questo cosa ha significato? Che si è passati da un modello di una società di valori condivisi in cui praticamente prevaleva probabilmente molto di più la dimensione sociale a una dimensione individualistica. Siccome tutto quello che veicola la società è ipocrisia, l'individuo è l'unico giudice di se stesso, l'unico veicolo di valori significativi, di valori che vanno tutelati. Di qua, per esempio, la ricaduta dal punto di vista legislativo della confusione fra quelli che sono dei diritti e quelli che sono i capricci individuali. Bene, questa è la nostra epoca. Dobbiamo, secondo me, con un po' di fatalismo forse, ma senza rinunciare alla battaglia, comunque questo è indubbiamente, fare un po' come le canne che si piegano durante la tempesta, perché prima o poi passerà, perché una cosa del genere, un modello sociale, una società così non può funzionare. O implode o produce un vuoto che verrà riempito da altre realtà. Rinaldo da Venezia, finalmente ti do la linea, vai Rinaldo. Ciao Mirella, grazie e buongiorno ai tuoi ospiti. Siamo due a parlare di un problema che da quando che è nato da Caino e Abele, due fratelli che si colpava. Una volta i fiori giovani, non stavano giovani, 20 anni, ma non stavano fuori prima da notte, i 4, i 5 e 6. A casa mia, io 8 tutti in casa, facevo avevo 19 anni, mia moglie già di 7. Alle 8 dovevamo essere a casa, se no mi toccava spiegare, lo trovavo qua, lo trovavo. Ma è cosa, gli altri che sono nati miserimo poveretti, tutti, vabbè, non avevamo a mangiare, ma avevamo l'educazione, il rispetto per le persone anziane, vabbè, se commuovevamo, eravamo vogliosi di imparare un mestiere, qualcosa per noi altri, perché devi inquadrare dalla famiglia, che non erano intelligente come adesso, che ha fatto le medie superiori, i licei, abbiamo fatto la quinta a tutti. Cosa vuol dire? Che era una certa regola non scritta che ti imparava in furia, era come una poesia che ti stava nel cervello. Adesso una puttana a 14 anni che va a barare e in casa mezzanotte un voto. Ma va fuori. Guarda che escono a quell'ora. Rinaldo, grazie, fammi andare avanti perché come sentite, grazie Rinaldo della telefonata e delle tue affermazioni, però hai sentito anche cosa ha detto sia il direttore dottor Quagliotto che il dottor Romeo, che tutto sommato non c'è quella violenza che si pensa ci sia, ecco la storia insegna. Però io direi anche che siccome abbiamo anche il diritto nel 2025, quei mezzi che abbiamo, di vivere un po' meglio, perché se guardiamo sempre indietro non si va da nessuna parte, ecco io direi che la politica, direttore, dovrebbe capire che forse o con qualcosa, con qualche deroga, non lo so, dicono che le leggi ci sono, ma sono interpretazioni, giustamente lei dice chi sbaglia deve pagare, sono perfettamente d'accordo, però bisogna vedere che sbaglio e che pena mi dai, perché se mi uccidi un ragazzo e poi mi mandi in comunità, allora capisco che c'è qualcosa che non va,
vuol dire o che le carceri sono strapiene, non riesco più a gestire il problema all'interno, perciò mando nelle comunità. Ma quali comunità? Abbiamo delle liste, almeno dicono gli esperti, d'attesa lunghissime, fai fatica anche a entrare, ecco, devi fare dei reati importanti e invece del carcere poi vai in comunità perché magari sei minore e cercano di raddrizzare. Ma dottor Romeo, quello che vorrei io capire, ma cosa si può fare allora? Perché qui si parla, ma bisogna anche agire un certo momento, perché con le parole abbiamo visto non si va da nessuna parte, bisogna agire, perché qualcuno invece che le parole usa la violenza come mezzo di azione e allora noi non possiamo ribattere con un'azione che li fermi. Prego. Il signor Rinaldo diceva ai miei tempi. Ecco, oggi dire ai miei tempi non ha nessun valore, da nessun punto di vista. Io tra poco faccio 75 anni, sono stato molto fortunato, perché ai miei tempi il lavoro lo trovavi il giorno dopo, te lo tiravano dietro. Violenza fin là, a parte quella degli anni 70, ma era terrorismo, quindi almeno era plasmato di un ideale, se vogliamo, no? Politico. Oggi la violenza la fanno, parliamoci chiaro, la violenza è stata sdoganata. Anche in televisione, politici, artisti, sportivi sono violenti. Tempo fa un giocatore del Padova è stato condannato in primo grado per aver violentato una ragazza. Il giorno dopo il suo allenatore ha detto: io domenica spero che segni, così sta meglio. Così sta meglio. Ma sei un educatore, dovevi dire: in attesa del secondo grado ti metto fuori dalla strada. Non so se sei colpevole o innocente, spero che tu sia innocente, ma dico a tutti i ragazzi, le ragazze non si toccano neanche con un dito. Gli educatori, quelle una volta si chiamavano le agenzie di socializzazione, sono due, la famiglia e la scuola. La famiglia e la scuola oggi sono a terra. Io vado, lei lo sa, nelle scuole da moltissimi anni, è terribile. È terribile, molti professori lo dicono e lo fanno, si mettono aspettativa, sono terrorizzati, prendono farmaci, appena possono vanno e hanno paura. Allora il problema è, innanzitutto lei mi chiede cosa fare, innanzitutto ricostruiamo la famiglia e la scuola. La famiglia deve dare esempi, perché sa, prendiamo l'esempio più banale, se io a casa uso il cellulare in continuazione non posso pretendere che mio figlio non lo faccia. Se io fumo o prendo droga non posso pretendere mio figlio, quindi l'esempio. E poi gli insegnamenti. Oggi molti genitori, non sempre per colpa loro, non sono attrezzati onestamente, non sono attrezzati neanche le istituzioni, figuriamoci la gente comune, non sanno cosa dire ai loro figli, non sanno cosa dire. Dovrebbero essere educati sia i genitori e sia i professori. Queste due categorie purtroppo sono le più esposte, ma sono le più preziose. Pensi che cos'era l'insegnante nell'antichità, il maestro, il tutore. Era rispettabilissimo, per non parlare dei genitori. A mia mamma erano 10 figli, davano del voi. E diceva che il suo papà bastava che guardasse una figlia, si alzava e andava via. Cioè voglio dire, però il passato non conta niente, il futuro non sappiamo, il presente. La mia opinione è che la cosa da fare è finalmente aiutare le famiglie e la scuola a diventare esempi e insegnanti per i giovani. Dottor Cogliotto, come commenta? Prego. Sì, prima vorrei fare anche una brevissima precisazione. La conseguenza delle azioni sbagliate non è soltanto il carcere. C'è tutta una fascia di comportamenti che possono essere, fra virgolette, sanzionati con la riparazione. Perché è molto più educativo, se causa un danno, ripararlo materialmente ed economicamente, che non convertire questa mancanza di riparazione e di risarcimento in giorni di carcere, ma è anzi molto più educativo. Tante volte le persone non hanno più paura del portafoglio che delle sbarre. Vabbè, comunque fatta questa premessa, come rispondere ai quesiti del dottor Romeo? Sfonda una porta aperta. Io aggiungerei alle considerazioni qual era uno dei fattori che accomunava scuola e famiglia, il concetto di autorità. Il concetto di autorità, che non è un concetto negativo, è un principio regolatore dei rapporti umani. Quindi un corretto concetto di autorità è imprescindibile per il funzionamento di qualsiasi organizzazione.
Punto e stop. C'è poco da dire. Quando non è riconosciuta l'autorità dei genitori, quando non è riconosciuta l'autorità degli insegnanti, il resto viene da sé. Livio da Padova, vai Livio. Ciao Mirella, un saluto ai tuoi ospiti. Ho sentito ieri sera, ieri sera, o stamattina, per Telenuovo, ho sentito per Telenuovo che alcuni, non si sa, degli sconosciuti hanno imbrattato con la vernice un monumento storico, non so quale, adesso non mi ricordo. Il giornalista diceva che è prevista una multa da 10.000 a 60.000 euro, più anche il reato penale. Per esempio quelli che hanno fatto sparire le croci a Bassano nel viale dove si ricordano gli impiccati dei nazifascisti. Sì, ecco, spero che sia valida sarà valida per tutti questa legge, perché è un reato infame, perché non si può sopportare una cosa del genere. Ecco, speriamo che sia una legge che vale per tutto il paese, perché certe cose non si possono perdonare e si devono sanzionare sia penalmente e sia finanziariamente. Grazie. Dottor Quagliotto come commenta? Ecco, bisogna agire come diceva Mirella, perché la gente sarebbe anche stanca di vedere questo buonismo un po' troppo con questi minori. Loro sanno tanto qual è il problema, però non sanno che se continua 18 anni le pagano tutte, perché alla fine il conto arriva. Però prima che arrivi io mi permetto di fare tanto qual è il problema. La famiglia non ce l'ho, Dio, patria e famiglia. Se non credo in Dio, se non ho una patria e non ho una famiglia, ecco, la scuola, come diceva il dottor Romeo, però la scuola ha dei problemi non da poco. E allora cosa faccio? Arrivo dal dottor Quagliotto, tranquillo e beato. Se sono minore vado da un'altra parte, se sono maggiorenne, se il fatto è grave, arrivo là e poi vedrò cosa succederà. Prego. Magari tranquillo e beato è un po' difficile. Ma io credo che il problema della scuola, penso che il problema non sia della scuola, sia un problema che vive la scuola, perché i comportamenti che i ragazzi attuano a scuola sono comportamenti che nascono prima della scuola, non sono il frutto di una scuola malata. La scuola è la prima vittima di una certa mentalità. Ci ha un po' messo del suo, devo dire, nel senso che l'idea di scuola che è stata veicolata negli anni passati forse non era la più sana, perché sia scuola che famiglia hanno rinunciato al principio di autorità. I genitori che si considerano amici dei figli è un'aberrazione. Io sono amico dei miei amici, non sono mai stato amico dei miei genitori. I professori che si fanno dare del tu, che si fanno chiamare col titolo di prof, ma quale studente si farebbe chiamare stud? No, nessuno. Cioè c'è proprio una ricalibratura anche del linguaggio, degli atteggiamenti, dei comportamenti che va ripristinata. Però ripeto, per fare tutto questo, secondo me bisogna aspettare di avere il conto profitti e perdite, e che sarà un po' salato, presumo, generazionale. Si deve concludere questa epoca storica. Io da questo punto di vista sono un po' fatalista, non credo che ci siano rimedi. C'è a un certo momento da aspettare il momento in cui suonino delle trombe del giudizio sociale tali da far capire a tutti che così non si può continuare. Così non si può continuare non sta a significare un ritorno indietro, perché l'indietro è passato e altri erano i presupposti. Sta a significare di rimodulare
non so come, non so cosa, perché ahimè io appartengo a una generazione che ormai è stata educata ad altri valori, ma da rimodulare alcune cose per il futuro, perché comunque così non si può continuare. Cioè, che sia la nostra società più o meno violenta rispetto alle epoche passate, comunque è insopportabile vivere nella fognatura intellettuale e culturale. Pubblicità. È un senso di responsabilità sociale a cui ci hanno chiamati il Presidente della Repubblica e il Papa, e noi facciamo la nostra parte perché i valori vanno testimoniati nel concreto. A seconda delle mansioni disponibili, i reclusi di Santa Maria Maggiore ammessi a lavoro esterno potranno prestare servizio alla Basilica di San Marco. È il punto cardine dell'accordo sottoscritto dal direttore del carcere Enrico Farina e dal primo procuratore di San Marco Bruno Barel. Un accordo che prevede anche l'ospitalità della Basilica per visite guidate al personale del carcere e ai reclusi autorizzati e visite ai reclusi da parte di collaboratori della procuratoria per illustrargli le opere d'arte. Mansioni svolgerà. Potranno essere restauratori, potranno essere carpentieri, muratori, guardiani. C'è spazio in tutte le nostre professionalità interne. Abbiamo dei collaboratori molto bravi in tutti i settori e sono pronti, come oggi hanno dichiarato, a insegnare ai loro colleghi. Non è un caso isolato. A Venezia già da tempo, durante il giorno, diversi reclusi ammessi al lavoro esterno lavorano negli alberghi. Abbiamo detenuti per esempio che hanno collaborato alla ristrutturazione di Piazza San Marco con delle società che si occupano di restauro anche di fama internazionale. Abbiamo detenuti che lavorano la mattina ad esempio per le pulizie delle strade veneziane, oppure per esempio per la manutenzione presso il lido di alcuni stabilimenti. Abbiamo dei detenuti che lavorano addirittura a Pelestrina per quanto riguarda la produzione di una vongola verace assunti dalle aziende del territorio, detenuti che lavorano per la manutenzione dei pontili. È la stessa Costituzione italiana a sancire che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e il reinserimento nella società di chi vuole rifarsi una vita è un passaggio fondamentale. Si viene da una vita reclusa e quindi evidentemente si sono interrotti dei rapporti, forse alcuni sono stati anche interrotti in malo modo, e una persona deve rimettersi in gioco in una società che prevede, sa, non lo accoglierà a braccia aperte. Ecco, allora al momento del reinserimento nella società vuol dire molte volte la parola lavoro. Allora, dottor Quagliotto, avevo visto questo servizio importante a Venezia, ma so che anche a Treviso fate questo, prego. A Treviso siamo più parchi di parole, ma la dominante è sempre la dominante, no? Quindi è ovvio che abbia il giusto rilievo, però approfitto dell'occasione per dire che alla Basilica di San Marco abbiamo anche noi un detenuto che va a lavorare, sta restaurando i copi, non mi ricordo come si chiama, le scandole in piombo che coprono le cupole di San Marco, le 5 cupole di San Marco, come i 5 grandi consigli della Repubblica Veneta. Ogni tanto bisogna ricordarsi anche di queste cose. Quindi anche il Giardino di Venezia, Treviso, dà il suo contributo al restauro di San Marco per forza, come chi diceva una volta. Direttore, queste evasioni, abbiamo sentito poco tempo fa, che per noi sono incredibili, ecco, è così facile uscire da certi carceri, perché questo salta, si arrampica con le lenzuola, aveva già provato 3-4 volte, era sempre uscito a farcela, come mai? Sta facendo riferimento a quello di Como, no? Sì, di famoso. Como, sì. 3-4 volte, che devono ancora prenderlo, mi sembra ancora latitante. Questa è quinta evasione. È un po', purtroppo, le falle nel sistema ci sono sempre, e poi non dimentichiamoci che nella natura umana è insito in chi è privato della libertà fare di tutto per riottenerla, al di là del fatto che la compressione della sua libertà sia legittima o illegittima. Per esempio per il prigioniero di guerra ha un diritto vero e proprio a recuperare la libertà, non così il detenuto attinto da una sanzione
una sanzione penale, purtroppo capita. Ma è dovuto secondo lei anche alla mancanza di personale, perché voi giustamente dite che avete dei numeri, no, risicati di più in base alle persone all'interno di queste strutture carcerarie? Beh, ogni caso è a sé, bisogna vedere cosa è successo a Como, cosa è successo a suo tempo a Treviso, cosa è successo in altre situazioni. Sicuramente la carenza di personale che affligge un po' tutte le pubbliche amministrazioni ha la sua influenza in generale sulla tenuta di tutti i sistemi. Devo dire che per fortuna negli ultimi 2 o 3 anni si sono riaperti i concorsi, per esempio di polizia penitenziaria, e questo governo sta investendo molto sulle risorse umane. D'altronde non dobbiamo dimenticarci che per tanti anni c'è stato il blocco delle assunzioni. Per esempio, per quanto mi riguarda, come dirigenti penitenziari, per 25 anni non sono stati fatti concorsi, sicché adesso tutti i giovani colleghi che sono entrati in servizio hanno dei genitori che hanno la mia età. Avete capito? Allora, dottor Romeo, ecco, cos'è la libertà per una persona che sa benissimo che dopo quel massacro, quell'omicidio, quel femminicidio arriverà dietro le sbarre, sa che perderà la libertà perché da là non si scappa, molti si suicidano, altri invece arrivano, prima dicevo al direttore, al dottor Quagliotto, che arrivano tranquilli e beati, perché noi le immagini che vediamo sono quelle, cioè non vediamo violenza, disperazione, vediamo rassegnazione più che altro. L'ho fatto bene, adesso vado in carcere, mentre il direttore Quagliotto mi spiegava che non è così semplice la questione, noi vediamo quello che vediamo ma non vediamo quello che non vediamo. Cos'è la libertà per una persona, secondo lei, che commette un reato così atroce verso una figura anche molto fragile, molto debole, che è la figura femminile, che non riesce a ribellarsi? Guardi, forse il direttore mi smentirà, io credo che nessun criminale, prima di fare quello che sta per fare, vada a vedere i codici penali a quanto arriva la sua pena. Adesso c'è la legge sul femminicidio, no? C'è femminicidio, chi fa un femminicidio becca l'ergastolo. Le posso affermare da subito che non è che diminuiranno i femminicidi, perché chi vuole ammazzare la moglie o una donna lo farà comunque. Nessun criminale guarda il codice penale, Mirella, capisce? Non è questo il problema. Il problema è, diceva prima qualcuno lì, i valori devono essere esplicitati. È questo il problema, capisce? Cioè, quando prima il direttore parlava di autorità, ecco, il problema è che l'autorità deve essere autorevole. Perché se i genitori, i professori, i politici, i mass media non sono autorevoli, oggi un giovane, proprio per come siamo stati educati, per come loro sono stati educati, c'è stata un tabula rasa, partita del 68, ma oggi veramente decisamente è troppo, nella scuola, per esempio, che conosco bene, accettano 2 cose i ragazzi, le assicuro che l'accettano, sono testimoni viventi, la competenza e la passione. Stia tranquilla che, lo dico a titolo personale, entro in una classe, fanno casino, chiedo scusa del francesismo, appena comincio a parlare stanno fermi, il professore dice come ha fatto, dico molto semplice, credo in quello che dico e lo dico con passione. Lo trasmetto. Sì, i giovani non sono maledetti, oltretutto gli è stata tolta la speranza. Un giovane oggi, tu vai a dire studio, per che cosa? Ho 3 fratelli disoccupati, laureati. Quando tu un giovane togli il futuro, togli la speranza, hai tolto tutto. Provi a immaginare, lei un giovane oggi che sa che qualsiasi cosa faccia troverà lavoro tardi, se lo trova, mal pagato. Guardi che oggi i giovani sono i più sfigati della storia dell'umanità. Cioè io sono fortunato, ripeto, ai miei tempi, dice il professor Galimberti, che era ancora studente di filosofia, quando, atteso che c'era una collega che è rimasta incinta con una gravidanza difficile, l'hanno chiamato a insegnare filosofia. Era ancora studente. Oggi un laureato in filosofia sa che non insegnerà mai filosofia. Capisci? Oggi i giovani sono sfortunatissimi, però
bisogna aiutarli nelle loro fragilità, ma anche, come diceva il direttore, dargli dei principi ben definiti. I valori... Ma chi deve dare questi principi? La famiglia, la scuola, la politica, allora, la religione, la società. Dio, patria e famiglia, non le ho, la scuola dice che presa come lei, dove vado? Mi permetto di dire che Dio, patria e famiglia è uno slogan che non ha nessun senso. Dio farà gli affari suoi, nessuno può utilizzarlo. Patria e famiglia, vi sono persone che parlano di famiglia ma sono divorziati o quant'altro. Sulla patria discutiamo che cos'è la patria, ma insomma voglio dire il re è nudo. I giovani rispecchiano i tempi perché gli sono stati tolti tutti gli strumenti che io avevo. Allora chiedo alla regia se trova l'intervista del professor Calò, mi piacerebbe farla sentire ai miei ospiti. Intanto sentiamo Paola da Padova. Vai Paola. Sì, ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. È un discorso difficile perché mi trovo davanti a persone molto più titolate di me, però esprimo il mio pensiero. Sono molto d'accordo su quello che stava dicendo, escluso una cosa, che questa è la generazione più sfortunata. Io credo che del secolo, la generazione più sfortunata del secolo, 15-18, guerre sanguinarie terribili dove hanno patito il patibile, e poi l'altra guerra credo che non si può paragonare, però per carità mi inchino davanti al dottore. Io sono una semplice persona che fa le sue valutazioni. Io credo anche un'altra cosa, che se si parlasse un po' meno, si dedicasse cioè più a persone, cioè credo che anche tutto questo dedicare, soprattutto nel parlare ma anche nel fare, non sia di gran giovamento ai giovani. Mi permetto di dare un'ultima considerazione, perché suggerimenti ci mancherebbe. Per le arti minori togliere lo smartphone credo che sia una cosa troppo pesante per un giovane, e poi quando per i reati un po' più consistenti, che purtroppo ne vediamo anche troppi, allora più che il carcere far pagare intendo proprio economicamente, tu mi lavori tot, mi lavori magari soprattutto assistenza alle persone bisognose, in modo che capiscano che cosa può essere anche la vita, che può capitare a tutti, un incidente eccetera, o magari, perché no, anche i canili, che sono creature cosiddette minori però bisognosi e pieni di tanta sofferenza. Grazie infinite per lo spazio e l'attenzione e buona giornata. Grazie cara Paola. Allora, prima di rispondere a Paola andiamo a vedere anche questa locandina, ecco, per pubblicizzare, e spero che molti di voi partecipino. È tutto gratuito questo musical, organizzato da questa importante associazione, ma soprattutto autorizzato da Papa Francesco. È lui che ha voluto, che ha detto sì per creare questa bellissima storia di questi ragazzi che parlano di pace, di misericordia, di speranza, sul testo di Papa Francesco. E io penso che siano loro, come si parlava all'inizio, che dovranno parlare agli altri giovani, a quelli che sbagliano, a quelli che non hanno capito l'importanza della vita, l'importanza di questo dono meraviglioso, l'importanza della parola misericordia. Perciò abbiamo organizzato questo spettacolo completamente gratuito, grazie ai sponsor che abbiamo trovato, e bisogna anche dirlo. Abbiamo anche la partnership Media Nord-Est che riprenderà, poi ve lo farà vedere in diretta il giorno dell'Epifania. Perciò sarà uno spettacolo soprattutto per dare un messaggio di pace, un messaggio di speranza, come diceva il dottor Romeo. Questi giovani hanno perso la speranza, noi invece abbiamo giovani che sperano, che devono dare questi messaggi. Perciò il 5 gennaio, ecco, bisogna iscriversi, perché purtroppo i posti, sapete, sono quelli che sono, al Dina Orsi, questo teatro, che ringrazio il sindaco Fabio Chiesi di aver messo a disposizione, proprio per iniziare l'anno 2026 con questo messaggio di pace e di misericordia. Io penso sia bellissimo. Il 6 si chiuderà anche questa Porta Santa, sarà l'ultima Porta Santa San Pietro che verrà chiusa, perciò penso che il 5 noi daremo un messaggio molto importante, ma non saremo noi, saranno i ragazzi che daranno questo messaggio di Papa Francesco agli altri ragazzi. Allora andiamo a vedere anche cosa ha detto il professor Calò proprio in merito a quello che abbiamo discusso.
si diventa violenti, perché si coltivano pensieri violenti, poi si passa alle parole violente e poi si passa alle azioni violente. Vuol dire che da anni i giovani respirano un'aria di violenza e quest'aria di violenza non è loro. L'hanno respirata da quando erano bambini. Conosce bene il mondo dei giovani il professor Calò, lui che è stato ed è tuttora a contatto con i ragazzi anche per il suo impegno alla guida della Fondazione Venezia per la Pace. E allora, di fronte ad una violenza sempre più diffusa tra i giovanissimi, anche nella sua Treviso, mette in fila le responsabilità di quanto sta succedendo. Gli adulti, e qua c'è un problema enorme, gli adulti non sono testimoni sani. Gli adulti, noi giovani, non scarichiamo sui giovani ciò che è nostra responsabilità. Azioni, parole, pensieri di violenza che hanno permeato la vita dei ragazzi. La violenza, dice Calò, domina il mondo di oggi a partire dai social. Si sono immersi in questo mondo o sono stati immersi in questo mondo e poi le conseguenze le vediamo. Ma io credo che il giovane abbia bisogno di testimoni diversi. Mancano le situazioni di incontro, se non in un mondo artificiale dei cellulari, e anche in questo caso per il professor Calò non bisogna far ricadere le responsabilità sui ragazzi. Siamo noi che abbiamo costruito questi aggeggi infernali, se posso usare questo termine, che spesso diventano infernali proprio perché creano dipendenza. È una droga, ma anche per noi adulti è ormai diventata una droga. Sono droghe pesanti. Nonostante questo quadro, per il presidente della Fondazione Venezia per la Pace non è troppo tardi per invertire la rotta, per cambiare le cose attraverso l'accoglienza, il dialogo, il confronto. Non dobbiamo avere l'illusione di cambiare il mondo così. No, non si può cambiare il mondo così. Però dobbiamo avere la convinzione che ognuno di noi può cambiare. Dottor Quagliotto, come commenta le parole del professor Calò? Beh, grazie della stima e della considerazione che è fornita per commentare parole che non hanno bisogno di commento, nel senso che è vero, soprattutto non si può cambiare il mondo così. Faccio anche mia l'osservazione Paola. Di Padova prima, diceva non è l'epoca più sfortunata che ha vissuto le 2 guerre mondiali eccetera eccetera, probabilmente faceva riferimento a un concetto di povertà materiale che esigeva delle forze, delle risposte in termini di impegno e di lavoro che adesso non ci vengono più richieste, cioè quando si ha la pancia piena anche la scala dei valori delle priorità comincia a mutare. Poi anche secondo me bisognerà un attimo capirsi su cosa vuol dire essere privati di speranza, è vero quello che diceva il dottor Romeo, però anche una generazione che abbiamo molto illuso, cioè non è pensabile che una società viva soltanto, funzioni soltanto attraverso le lauree. Non possiamo pensare a una società di ingegneri, medici, avvocati e filosofi. Dobbiamo ripensare a una società multiforme, dobbiamo ripristinare l'offerta sociale, la dignità dei lavori manuali. Fermo un secondo, se no mi dicono che mi cade la linea, dottor Quagliotto, mi scusi, ma poi riprendiamo. Abbiamo Carlo in linea. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto volevo dire... Prego. Allora, intanto volevo dire che io sono stato seguito da voi 10 anni fa, quando purtroppo una malattia grave mi ha colpito. Ho capito Carlo. Ciao Carlo caro, ciao. Ciao tesoro. Ciao. Mi sto commuovendo un po'. Che piacere sentirti Carlo. Sì, 10 anni. 10 anni di dialisi e 10 anni di grande sofferenza, ma sono ancora qua. Bravo Carlo. Io voglio dire a tutti che bisogna attaccarsi alla vita, bisogna reagire,
fare tutto quello che si può per rimanere in questo mondo che, anche se è tanto difficile, però c'è gente come voi che ci dà sostegno, che ci dà aiuto, che fate intervenire persone di un certo spessore, e quindi io vi seguo, ma oggi ho avuto voglia proprio di telefonarvi e ringraziarvi e dire a tutti: attacchiamoci alla vita con grande forza, perché non è, cioè, la vita è un dono troppo prezioso. Che bella questa telefonata, guarda Carlo, tu non sai quanto felice mi fai, mi fa piacere averti sentito, ben presente chi sei, ma molto presente, quel braccio con l'ago che mi facevi vedere, che abbiamo fatto vedere, però la voglia di vivere, perciò ti ringrazio per queste parole di speranza, veramente un grande abbraccio Carlo a te e a tutta la tua famiglia. Direttore, mi scusi, ricontinuiamo ecco, questa telefonata di speranza, nonostante, ecco, questo è il grande problema, chi è sano si distrugge, chi è malato, molto malato, cerca di arrampicarsi anche all'ultimo, ecco, proprio all'ultima speranza, però mi aggrappo perché credo nella vita. Prego, direttore. Beh, è il commento pratico a quello che affermavo prima, ovvero sia quando ci sono situazioni di difficoltà anche materiali, fisiche, eccetera, eccetera, la scala dei valori viene rimessa al giusto posto. E questo direi che ce l'ha certificato questa telefonata. Per quanto poi riguarda il resto, veramente concludo la mia considerazione dicendo che forse bisognerebbe ripristinare una società un po' più multiforme, un po' più colorata, una società un po' appiattita. Un po' appiattita, lo vediamo sul mondo del volontariato, non c'è più nessuno che fa volontariato, perché non c'è più nessuno che ha voglia o di cucinare le bistecche o di fare non so, la raccolta fondi o di fare il falò per l'Epifania, non c'è voglia non c'è interesse, non c'è curiosità. Ecco, vedo che manca la curiosità, va bene tutto, è tutto uguale, è tutto un po' piatto, invece sarebbe bene ripristinare le passioni, le curiosità. Ma per fare questo dobbiamo intrigarli, no? Dobbiamo prenderli per mano e accompagnarli, perché se non ci conoscono, sì, le lezioncine in classe, dottor Romeo, ma non basta, dopo bisogna portarli fuori dalla classe e toccare con mano quella che è la realtà. Io ho avuto, e ringrazio il professor Gerosa, che adesso è diventato anche assessore alla sanità, diverse volte ospite, quando ho detto che dobbiamo aprire di più gli ospedali, far entrare questi ragazzi, ecco, visto che vogliono emozioni forti, glieli diamo. Il profumo dell'ospedale è un profumo, ecco, che fa vedere la disperazione ma anche la speranza, tante cose, e lui mi ha detto: ha ragione, sono perfettamente d'accordo, e chi le dirà lo facciamo già, dica che ho detto io, non facciamo abbastanza, dobbiamo fare di più. Perciò penso sia segnale importante questo, rivolgersi ai giovani anche su ambiti veramente che loro non conoscono, non sanno. Io ho avuto un'importante associazione, mi sembra l'AIL, che ha detto anche loro da anni fanno questi interventi nelle classi, però non avevano volontari. All'improvviso sono andati a vedere cos'è l'AIL, hanno toccato con mano e 20 ragazzi sono diventati tutti volontari AIL. Allora vuol dire che forse c'è bisogno che andiamo a prenderli, li accompagniamo, poi saranno loro a decidere dove andare, ma siamo 700 associazioni, possibile non riusciamo a prenderne qualcuno, visto come siamo tutti con la canna da gas ormai perché non abbiamo i giovani? Sì, indubbiamente, è chiaro, i giovani bisogna accompagnarli, è ovvio, però ripeto, una volta ci accompagnavano i genitori e la scuola, oggi i genitori e la scuola sono in grande crisi, e quando mi riferivo al fatto che è la generazione più sfortunata, evidentemente la guerra è qualcosa di estraneo a questo, è ovvio, però diceva il direttore, guarda caso, come dopo la seconda guerra mondiale, nonostante la povertà assoluta, le macerie, io ricordo a Vicenza, la mia città, andavo in giro, macerie letteralmente, non c'era lavoro, non c'era pane, ma la gente aveva la speranza, la gente aveva i valori. Ora questa parola, i valori, molta gente pensa che sia retorica, no, come diceva il direttore, i valori esistono, l'onestà, il rispetto, tante cose che oggi non sono più accettate perché considerate retorica, cose vecchie, la gerarchia.
La gerarchia ha un senso non solo nel campo militare, ma c'è una gerarchia in tutte le cose, nel lavoro, nella vita, in famiglia. Come diceva il direttore, non puoi essere amico di tuo figlio. L'ho detto anch'io quando mio figlio aveva 15 anni, io non sono tuo amico, io sono tuo padre, gli amici te li cerchi tu. È verissimo. Oggi al di là che ci vestiamo come i giovani, passi, ma voglio dire, le mode sono questo, ma ai giovani dobbiamo dire quello che ci compete, i valori. Dobbiamo trasmettere i sentimenti. Chi è che trasmette i sentimenti? Non è vero, come diceva Kant, che i sentimenti sono naturali, no. Se io a casa mia non ho imparato il rispetto, l'amore, l'altruismo, non li conosco. Quando fanno delitti efferati i giovani, e quando fanno stupidi gruppi, cosa dicono? Ma cosa abbiamo fatto di male? Ma stavamo scherzando? Ci stavamo divertendo? Secondo lei questi giovani hanno il senso del bene e del male? No, però il problema è che magari sono dei creativi e che magari proprio questa creatività non riescono a tirarla fuori da sola e la scuola non è in grado più di farlo. Allora forse se riusciamo anche a capire che forse dobbiamo puntare, ecco, per emozionarli, perché uno che crea un qualcosa si emoziona, penso io. Sì, però se non facciamo squadra dove andiamo a parare? Innanzitutto fargli capire la differenza tra bene e male, innanzitutto. Creando l'emozione. Sì, e nessuno glielo insegna. Non c'è più il senso del proprio ruolo. I genitori hanno un ruolo, la scuola un altro, la politica, sono tutte queste cose sono in crisi profonda. I giovani che esempi hanno? Ma mi dica che esempi hanno i giovani? Dopodiché non è che siano giustificati nel fare la violenza, però quando dico generazione sfortunata, a questo mi riferisco. E infatti il professor Calò ha detto questo. Come ci saluta, dottor Romeo? Ormai la puntata è finita? Manteniamo la speranza e ognuno parte da se stesso e ognuno faccia quello che può. Dottor Quagliotto, come ci saluta? Con quale augurio? Iniziamo fra poco il 2026? Ne ho visti iniziati tanti anni ormai, gli auguri sono sempre quelli, le speranze sempre quelle, le disillusioni sempre quelle. Un semplice augurio, recuperare il senso di umanità e soprattutto il primo principio, non fare agli altri quello che non vorresti che fosse fatto a te. Perché è vero che bisogna capire il bene e il male, però bisogna capire innanzitutto riconoscere la sofferenza degli altri. Grazie veramente anche al dottor Alberto Quagliotto, direttore Casa Circondariale di Treviso, grazie al dottor Antonio Romeo, violenza maschile sulle donne ma soprattutto violenza e tanta rabbia, e vedremo come inizierà il prossimo anno 2026, speriamo bene. Pubblicità. Vi presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Stefano Boss, presidente Super Simo, che voi avete già visto, mi fa molto piacere averlo ospite, assieme a Giovanni Salvador, podista non vedente, eccolo qua, il nostro Giovanni, veramente per mandare segnali positivi, segnali di speranza, segnali che nella vita si può trovare dei percorsi anche se la vita ti ha veramente segnato, ecco, questa speranza di vivere una vita diversa ma di vivere la vita. Inizierei proprio da Stefano Boff. Allora Presidente, con Giovanni penso che sia un esempio veramente concreto, non solo parole ma di fatto, che veramente si può riprendere la vita in mano, bisogna crederci però. Prego, Presidente. Certo. Beh, Giovanni è un nostro portabandiera della nostra associazione, diciamo un esempio lampante di come anche una persona con disabilità possa fare l'attività sportiva, perché lo sport deve essere assolutamente un'attività aperta a tutti. E la nostra associazione appunto è nata nel 2023 per permettere a tutte le persone anche con disabilità di fare attività sportiva. Noi oltre a Giovanni abbiamo qualche altro atleta che fa sport con noi, li portiamo a correre, però poi noi facciamo anche attività inclusiva con convegni, andiamo nelle scuole a parlare ai bambini elementari, che siamo stati anche a dicembre recentemente in occasione della giornata internazionale della disabilità con Giovanni, e sono delle esperienze bellissime perché i bambini, logicamente per i bambini non c'è differenza tra un ragazzino che ha qualche disabilità o un ragazzino, chiamiamolo, normale. E poi facciamo anche dei convegni, e a proposito ne approfitto di questa occasione per ricordare che a Conegliano venerdì 30 gennaio organizziamo un convegno, lo organizziamo tutti gli anni, con relatori importanti, perché quest'anno abbiamo Davide Giorgi, che è il presidente regionale del Comitato Paralimpico Italiano, abbiamo poi il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin,
che è amministratore, ma è stato anche un ex atleta paralimpico importante, perché ha vinto parecchie medaglie alle Paralimpiadi. E poi avremo, la cosa che mi piace di più, delle esperienze sportive del territorio, di società sportive che hanno già iniziato dei progetti e delle programmazioni di attività inclusiva, alcuni anche diciamo, finanziati dalla nostra associazione. E quindi verranno a raccontarci le loro esperienze, l'Atletica Santa Lucia, che ha già un corso con ragazzini disabili. Avremo poi i Basket Falcon di Vittorio Veneto, che anche loro hanno delle squadre di basket inclusivo, e avremo la Pallavolo San Venomiano, che a marzo partirà sempre tramite, diciamo, il raccordo della nostra famiglia, perché noi dobbiamo ricordare che abbiamo la fortuna di avere un centro importante come la nostra famiglia per la disabilità, e partiranno anche loro con un corso inclusivo. E quindi ecco, questo convegno che noi organizziamo ogni anno è un'occasione importante per parlare e per divulgare queste attività, perché tanta gente evidentemente non sa che ci possono essere queste possibilità per i ragazzi disabili. Allora, grazie Presidente per queste parole, ma soprattutto vorrei chiedere a Giovanni Salvador, ecco, questi cattivi esempi, pochi, di ragazzi rispetto a quelli bravi, ma purtroppo la visibilità ce l'hanno loro. Ecco, io penso che anche le associazioni di volontariato come la vostra, se riuscissimo a fare squadra, ecco, cercare di far capire a questi ragazzi che la strada che hanno intrapreso non porta a niente di buono, anzi li distruggerà, se non riusciranno a capire che stanno facendo del male oltre alla comunità, a se stessi. Proprio penso che grazie a queste associazioni di volontariato, se finalmente qualcuno si accorgerà che ci sono, e dare a voi anche questi ragazzi. Io non penso che siano così terribili, specialmente quando li metti di fronte alla disabilità. Ecco, questa parola che io odio, Giovanni, tanto è vero che chiamo diversamente agili, esatto, perché vi muovete in maniera diversa, perché io vedo delle persone con un potenziale enorme che avete voi, più di noi. Voi lo slogan della nostra associazione. Ecco, una sensibilità che va oltre. Io sono convinta che questi ragazzi la sentono, tanto è vero che loro prima di guardarti negli occhi sentono le parole, poi vediamo se alzo gli occhi verso di te. Come vedi tu questi ragazzi, questa gioventù bruciata, come qualcuno la chiama, pochi ma che hanno in mano istituzioni, società civile, cosa vuoi dire? Tu che sai invece l'importanza della vita, ecco, nonostante tutto e nonostante tutti. Prego Giovanni. Sì, come dicevi, emergono sempre le negatività delle persone. Sono convinto che ognuno abbia potenzialmente la possibilità di emergere, di esprimere il meglio. E certo che mancano, secondo me, anche delle strutture dove si possa anche praticare dello sport, perché se pensiamo ai ragazzi, diciamo, c'è la palestra ma bisogna pagare, c'è attrezzature, bisogna sempre dare un contributo per poter partecipare, e quindi tante volte c'è proprio la difficoltà, secondo me, anche da parte dei ragazzi di avere degli spazi dove potersi anche esprimere, perché magari critichiamo perché sono sempre lì che fanno capannello così, però bisogna anche considerare che spazi dove potersi esprimere non è che ce ne siano tanti. Infatti almeno... prima dicevo, Giovanni, corro perché la puntata è lunga ma anche corta, che magari sono dei creativi ma loro non lo sanno, purché qualcuno riesca a tirare fuori, magari questa creatività li emoziona e magari prendono la strada giusta, ma se non li prendiamo per mano come facciamo? Come facciamo? È come per quanto mi riguarda, se non chiedo a qualcuno aiuto, io magari non avrei neanche avuto la possibilità di conoscere persone come Stefano o altre persone che mettono a disposizione il proprio tempo per accompagnare chi ha delle difficoltà, come nel mio caso. Scusa, ti fermo perché c'è Ottavia al telefono da Asiago, se no mi cade la linea, poi riprendiamo. Giovanni, vai Ottavia. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo solo dire una roba. I minorenni fanno quello che vogliono perché dicono tanto noi non ci fanno niente. Perché non fanno la legge che anche quelli devono pagare e andare in prigione se combinano qualcosa? Se no quelli continueranno a fare quello che vogliono, tanto dicono non
non ci fanno niente perché siamo minorenni. Quella è una legge che devono fare, se no andrà sempre peggio. Grazie cara Ottavia, sentiamo come rispondiamo Ottavia. Ma io ad Ottavio rispondo anche da avvocato, visto che io sono avvocato ed effettivamente ci sono le leggi e se un minorenne combina un guaio grosso viene giudicato dal Tribunale per i minorenni e avrà sicuramente pene e punizioni logicamente rapportati a quello che deve essere alla gravità del reato e quella che deve essere la pena per il minorenne, che deve essere logicamente una pena rieducativa. Però ecco, le pene, le leggi, gli istituti di protezione ci sono, ecco, per rispondere alla telespettatrice. Però senti Presidente, adesso invece nella veste di avvocato, io ho provato a far capire, io faccio la messa in prova da tanti anni, certo, a far capire che forse c'è qualcosa che non va, nel senso che mandare questo ragazzo anche a consegnare la borsa della spesa, per carità, non dico che non va bene, ma non basta. Devono toccare con mano altre realtà, perché io sono convinta che solo il sacrificio, gli orari, soprattutto il punto di riferimento che può essere anche un allenatore di qualsiasi sport, darà loro il segnale che sarà giusto, anche perché penso che abbiamo talmente tanti sport che non è che facciamo così fatica. Però una giudice donna mi ha detto: cara Presidente, guardi che noi non possiamo obbligare il minorenne, se non vuole fare sport, a fare sport, non possiamo obbligarlo. E gli ho risposto: però lo obbligate a venire a fare la borsa della spesa o accompagnare l'anziano. E allora non mi tornano le cose, tanto è vero, sono uscito, ho detto ho sbagliato ufficio. Come si fa a dire non si può obbligare? Perché la legge è questa. Certo. Questo è il problema, lei applica la legge, non me la posso prendere con la giudice, perché lei applica la legge, perciò questo minore, ma anche strafottente, sopra le righe, perché poi la rabbia, la disperazione che magari hanno dentro e che tu non sai, non conosci, li porta a reagire in questa maniera. E allora come facciamo? Certo, alla base comunque ci sono sempre dei programmi di rieducazione che vengono redatti dall'ufficio di pena esterna, dall'UEPE, dagli assistenti sociali dell'UEPE, quindi il giudice poi alla fine non fa altro che dare una valutazione di quello che è un programma che altre persone vanno a sviluppare in base logicamente alla personalità del minore che ha commesso il reato, in base anche al tipo di reato che è stato fatto. Tante volte però manca appunto questo punto di collegamento, perché il problema è anche sempre quello delle risorse. L'ufficio di pena esterna sono sempre in carenza di personale, quindi anche noi come avvocati ci troviamo sempre a dover trovare all'ultimo momento, perché hanno magari 1000 pratiche da seguire, 1000 persone da seguire, 1000 programmi di rieducazione da predisporre, ed è logico che non sempre possono dedicare il tempo necessario. Dobbiamo diminuire 1000 programmi, farli diventare 100 e puntare sui 100 che potrebbero essere più di effetto. Ma il problema è che mentre la messa alla prova prima era un istituto che era in vigore solo per i minorenni e quindi aveva questa funzione anche rieducativa per i minorenni, adesso da un bel po' di anni c'è la possibilità della messa alla prova anche per le persone di maggiore età. Certo. E quindi logicamente non sono aumentate le risorse degli assistenti sociali e dell'ufficio di pena esterna, ma sono aumentati gli utenti che accedono a questo istituto. Però siamo talmente in tanti, io penso certo. Giovanni, ad esempio il mondo sportivo, che forse dobbiamo cambiare anche percorso, perché io ho associazioni, Giovanni giustamente diceva è tutto a pagamento, eppure io qua, perché voi sapete che io invito tutte le associazioni, dal volontariato alle sportive, più di qualche allenatore ha detto io li prenderei volentieri questi ragazzi, se me lo chiedono io li prendo, anche persone che si occupano di diversamente agili, ma nessuno ce li ha mai chiesto. Non è forse Giovanni che forse dovrebbero capire che c'è anche un altro mondo che può aiutare anche questi giudici, questi ragazzi, questi uomini, queste donne a intraprendere altri percorsi? Cosa ne pensi Giovanni? Assolutamente sì, forse manca una comunicazione forse con questi giovani per invogliarli a fare, dargli degli stimoli, penso io, no? Perché sì, è un peccato vedere queste persone
perdere il proprio tempo quando hanno la fortuna di avere la salute, perché anch'io una volta vedevo... Raccontiamo anche un po' la tua storia, Giovanni, per chi non ti conosce. Quando hai iniziato ad avere questo problema? Io mi sono trovato improvvisamente dalla sera alla mattina a essere completamente cieco. Quanti anni avevi? È successo nel 92, 91, 92, quindi avevo 30 anni. Mi sono trovato improvvisamente da un mondo fatto di colori, sorrisi, eccetera, mi sono trovato completamente spaesato e con difficoltà a muovermi in casa mia, improvvisamente dalla sera alla mattina. E là si cerca di... Ero diventato quasi ostile contro il mondo fuori. La rabbia, ecco qua. Perché non sai come affrontare il mondo fuori. Forse è anche questo che magari coinvolge tanti ragazzi, magari perché non vedono un futuro, non vedono un qualcosa che possa dare loro della speranza, non lo so. E là ho avuto la fortuna di conoscere persone che mi hanno aiutato a uscire. Sono rimasto per un anno quasi a casa e mi facevo portare da mangiare ai servizi sociali perché vivevo anche da solo in quel periodo. È stata una cosa abbastanza traumatica. E poi è stato lo sport. Lo sport mi ha ridato modo di ritornare in mezzo alla gente e di ritornare a vivere. Io adesso vado anche quando vado a correre con Stefano o altri ragazzi, io riesco a rivedere, grazie ai loro occhi che mi descrivono i paesaggi, che mi danno delle informazioni che proprio mi dimentico di non vedere. E quindi ragazzi, avete la fortuna di avere gli occhi, di poter muovervi, non buttate via questa fortuna. Sentite cosa dice Giovanni? Siete a casa da scuola stamattina, ascoltate Giovanni. Non buttatela via questa fortuna, perché è la cosa più bella che possa essere vedere il mare, vedere il sole, vedere le persone, vedere il sorriso delle persone. Sono cose che a me mancano tantissimo. Senti Giovanni, quando hai deciso che invece dovevi riprendere la vita in mano, perché guardate che un conto è nascere, un conto è perdere la vista a 30 anni, cioè sono cose diverse. Quando ti rendi conto che le persone attorno a te si allontanano perché non sanno come aiutarti, perché se tu sei sempre col muso lungo e sei sempre triste, le persone a un certo punto non sanno neanche più come aiutarti e anzi magari si sentono quasi in difficoltà, non sanno se, e tu senti se fanno questo, e lo percepisci, percepisci? Certo. Perché tu ti chiudi in te stesso a riccio e quindi non accetti, non accogli, non sei sensibile a quello che gli altri ti vogliono comunicare. E poi all'improvviso arriva questa luce, arriva Stefano, com'è successo? E poi arriva Stefano, è successo che io ero stufo di stare a casa, allora sono andato non è che si possa camminare purtroppo per i marciapiedi, se uno non vede è un grave, veramente oltre alla pista da bob nel 2026 se fanno qualcos'altro forse siamo anche contenti. Allora andavo al campo sportivo di Conegliano e là ho iniziato a camminare attorno alla pista. Da solo? Da solo, sì, usavo il cordolo che c'è sulla corsia 1 e iniziavo camminavo lì così senza pericoli, senza urtare contro motorini, macchine, monopattini, eccetera. E poi piano piano ho provato a correre. Succede che però il campo poi lo hanno chiuso per manutenzione e sono rimasto improvvisamente... Quindi ho chiesto aiuto sui social network e mi ha risposto... Questi social tanto denigrati a volte, Assolutamente, no, io non posso assolutamente criticarli. Sì. E mi hanno aperto un mondo perché poi ho trovato le persone che si sono fatte avanti e lì ho conosciuto Stefano, ho conosciuto Roberto, che salutiamo allora Giovanni. Assolutamente sì, sono stati la mia luce, diciamo, mi hanno portato a conoscere un mondo fatto di corse, di soddisfazioni, di emozioni. Siamo andati a correre sulla neve, siamo andati a Cortina, abbiamo fatto Cortina ad Obbiaco, mi fanno rivedere, e mi danno... È come se vedessi nel momento che sei là. Sì, tante volte mi dimentico proprio di non vedere. Che bello.
Allora Presidente, tanto complimenti, ma quando ti sei accorto che avevi questa disponibilità, questa sensibilità ad aiutare le persone più fragili, quelle più in difficoltà, perché tu hai creato qualcosa di importante, Sì. cioè tu non parli, io dico sempre meno parole e più agire, secondo Sì, me, sì, perché abbiamo bisogno certo. di agire adesso, perché Sì. parole le abbiamo sentite veramente a vagoni. Non sono da solo, però C'è una squadra. C'è una squadra quando abbiamo fatto l'associazione, perché è anche vero che tu prima dicevi gli esempi dei ragazzi che combinano qualcosa sono quelli che poi vanno a finire nei giornali, mentre i bravi ragazzi non fanno notizia. Ed è anche vero che noi in Veneto possiamo dire che avevo letto una statistica, un Veneto su 3 fa volontariato. Sia nelle associazioni come le nostre, associazioni d'Arma tipo Generale, gli Alpini, sì. cioè, siamo una regione dove il volontariato, le attività di volontariato è molto sentita, ed effettivamente anche noi quando dobbiamo organizzare qualcosa abbiamo sempre gente che ci aiuta, quindi questa è una grossa fortuna. Io poi per esperienza personale dico che molto probabilmente io sono un avvocato e ho scelto di fare l'avvocato anche per quello, per cercare di aiutare la gente. Poi quando ho visto che si poteva farlo anche nell'attività sportiva, io inizialmente vengo da una carriera un po' agonistica, ecco, sarei uno che mi piace l'agonismo, mi piace fare i tempi nelle corse. Adesso effettivamente non ho più questa idea di attività sportiva, ma mi piace di più dedicarla agli altri, a correre con Giovanni, correre con Simone, portare altri ragazzini a correre, perché è una soddisfazione assolutamente enorme e sicuramente maggiore rispetto a quella di fare un tempo bello in una corsa. E poi devo dire che correre ad esempio con Giovanni per me ha cambiato l'ottica della corsa. È una cosa un po' difficile da spiegare, ma cerco di... Ti fermo un secondo Presidente, perché abbiamo Sandra da Padova, poi riprendiamo. Sì. Vai Sandra. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno agli ospiti. Buongiorno. Volevo prima di tutto fare i complimenti ai ragazzi che rispondono al telefono, perché sono di una gentilezza, di una carineria enorme. Grazie. E dunque sono veramente bravi. Poi volevo dare al signore che purtroppo non ci vede, non vedente, Giovanni, ecco, scusa, che io, come avevo già accennato una volta, io adesso non c'è più, è morto a 90 anni, il marito della sorella di mia mamma è diventato cieco a 20 e lavorava alla Galileo, quella di Battaglia Terme, e ha dovuto andare al Configliacchi 1 anno e mezzo dentro per imparare il braille, poi è andato a lavorare in banca, Mirella, per fortuna, però aveva una sensibilità, un'autonomia che era allucinante. Io l'ho vissuta come nipote e devo dire che hanno una forza e anche il signor Giovanni, complimenti, perché è vero, la luce, il paesaggio, tutte queste cose qui, quando vengono descritte, poi lei che è diventato cieco dopo, ancora di più. Poi volevo anche dire una cosa, Mirella, anche i complimenti al signore che è di fianco per lo sport. Volevo dire una roba, sti ragazzi, per me la prigione non è valida, bisognerebbe che accompagnassero, ecco, un signor Giovanni a fare la spesa, un'altra signora anziana. Chi ha dei problemi, allora forse toccano con mano e vedono una realtà che forse teniamo sempre sì in evidenza, ma non più di tanto, Pirella. Io ho molto rispetto per le persone, dai bambini, quando vedo in televisione, e dico: sono fortunata perché sono nata sana, è quello che ha detto il signor Giovanni, siete fortunati che ci vedete. Ecco, allora questo penso che sarebbe uno stimolo per sti ragazzi per migliorare e rendersi conto che la violenza, il bullismo, tutte queste cose forse andrebbe un po' alla volta a scomparire. Io me lo auguro, Mirella, tu sei una guerriera e so che hai alle spalle anche tante persone brave, dunque l'augurio che ti faccio e che faccio a tutti è che finiamo l'anno
almeno con buoni propositi che siano messi in atto. Un bacione a tutti, grazie. Grazie cara Sandra, che ricambiamo. Allora Presidente, ecco, queste parole fanno ben sperare, però io penso che oltre veramente a fare come dice Sandra, bisogna vedere il bastone e la carota come lo adopero. Io penso che questi ragazzi hanno bisogno anche di regole, soprattutto di muoversi, di fare fatica. Ecco, io sono convinta, hanno questi fisici anche deboli a volte perché non si muovono più, sono o davanti al cellulare, al computer, ecco, non so, poi voglio sentire anche Giovanni, ecco, dobbiamo farli sudare perché fino a 20 anni questo corpo sta crescendo, non c'è niente da fare, ecco, non smette mai di crescere, dobbiamo stimolarlo, dobbiamo fare fatica, sudore, tante cose, non una sola cosa, regole, gioco, divertimento, perché no, creatività, ma tante cose messe assieme, ma loro non possono perché, come dice Giovanni, o è tutto a pagamento, non sanno dove andare, si vergognano, si chiudono a riccio, l'abbiamo sentito cosa ha detto Giovanni, no? Quando hai la disperazione, la rabbia ti chiudi a riccio, non parli più, non esci più. Allora Presidente, forse dobbiamo più unire le forze. È anche vero che se pensi, la generazione tipo nostra, l'80% di ragazzi faceva attività sportiva. Adesso, il gioco, ad esempio, il gioco. Si giocava anche per le strade, diciamo che non c'erano i pericoli che ci sono adesso, non c'erano il traffico che c'era adesso, quindi io mi ricordo che quando eravamo bambini si organizzava anche delle partite a calcio tra una strada e l'altra perché sì, il traffico, non c'erano i pericoli che ci sono adesso. Adesso invece solo il 37-38% di ragazzini fa attività sportiva ed è un dato veramente preoccupante, preoccupante e basso. E come dicevi tu, fare attività sportiva vuol dire fare fatica, vuol dire capire il senso di fare fatica, di ottenere un risultato con fatica, seguire delle regole, avere rapporti di amicizia che vanno al di là di quello che sono i rapporti di amicizia normali, perché quando uno è in uno spogliatoio e fa parte di una squadra nascono dei legami particolari e poi tutte queste cose è logico che al di là dello sport danno una formazione alla persona nella vita quotidiana, nella vita comune. Quindi sicuramente dovremo incentivare di più l'attività sportiva. Alcune scuole lo stanno facendo, alcune scuole elementari lo stanno facendo con l'introduzione di società sportive che vanno a fare degli stage, che vanno a... però poi il problema è anche quello che magari a casa i genitori hanno paura perché se fa freddo non va perché prendi il raffreddore. Se c'è un po' di fango per terra non vai perché magari ti sporchi e dopo porti a casa tutto il fango, cose che noi quando eravamo bambini non c'erano queste preoccupazioni, ecco, quindi bisognerebbe ritornare un attimino nell'ottica. Ma hai ragione Presidente, perché non mi ricordo che associazione che si occupa di cavalli, di ipoterapia, e dice, ma ci arrivano al mattino come dei principini, ma sai bene dove lo porti questo bambino? Senti Giovanni, queste ragazze dicevano, ma Cristo, questo bambino dice no perché sennò mi sporco, dopo la mamma ha detto che non mi devo sporcare. Ma come? Ma se lo porti? Ma capite che non è colpa di questi ragazzi se poi a 15 anni vanno fuori di testa? Tu prova ad avere genitori così, una mamma che ti dice non sporcarti quando hai voglia magari di sporcarti, di giocare, di fare, perché guai poi quando viene, perché ci sono anche questi genitori, Cioè delle volte veramente... Giovanni, cosa dici tu a queste mamme che continuano ad avere la principessina, il principino, tutto perfetto, perché poi sono i messaggi a 15 anni tutti uguali, tutti perfetti, pulitissimi. Io ho avuto un ragazzo non dire mai di no, che mi ha detto, guarda che io ho detto, guarda che devi tagliare l'erba. No, mi dice Mirella, guarda come sono vestito, guarda che scarpe ho, perfetto, perciò ti sporchi benissimo, perché sapevi benissimo che venivi qui, hai voluto venire vestito così, adesso ti sporchi. No, ma non me ne frega niente, sei venuto a lavorare, devi lavorare, sapevi dove venivi e adesso ti sporchi. No, è la tragedia umana perché le scarpe dovevano essere bianchissime. Ma ragazzi, ma cominciamo anche a dire basta, ecco queste... E poi diciamo che stiamo pagando ancora anche gli effetti dei 2 anni e mezzo di Covid, quando tutte le attività sportive sono state per un grosso periodo bloccate. E quindi chi poi non ha o faceva attività sportiva così per hobby,
e ha avuto la possibilità di non farla a causa del Covid, poi non ha più ripreso a fare attività sportiva. È vero, dicono così, i dati sono questi. È una conseguenza. Ma allora forse, Presidente, non è il caso che dobbiamo capire che abbiamo una fragilità, ma proprio veramente enorme. Questi ragazzi sono fragilissimi, basta vedere i suicidi che abbiamo avuto di ragazzini, ma per delle cose, il bullismo, non riescono a superare la parola, l'offesa, l'umiliazione. Una volta eravamo più forti su questo, o sbaglio? Io ti dico, ho un attimino più il polso della situazione sui corsi con i ragazzi diversamente abili. E anche lì logicamente c'era molta ritrosia da parte dei genitori a mandare questi ragazzi che logicamente, avendo anche delle difficoltà maggiori, sono più coccolati, diciamo che i genitori hanno un'attenzione magari maggiore, però ho avuto riscontro dalle società che hanno organizzato e che hanno già intrapreso questi corsi, che poi una volta che i ragazzi si sentono accettati, si sentono inclusi all'interno dell'associazione sportiva, tante attività vengono fatte appunto assieme, cioè ragazzi diversamente abili e ragazzi normodotati, e questo poi porta anche i genitori ad avere maggiore consapevolezza e meno paura di lasciarli andare un attimino, diciamo, questi ragazzi, chiamiamoli un attimino più fragili. E quindi ecco, diciamo che l'esperienza proprio sul campo, secondo me, dovrebbe ritornare ad essere il faro, una cosa principale. Meno paura da parte dei genitori e più consapevolezza da parte dei minori. Giovanni, non può essere che forse il dopo scuola dovrebbe essere, ecco, questo accompagnamento anche nel mondo del volontariato, ecco, capire veramente la possibilità che io do a tuo figlio in sicurezza, ecco, per avvicinarsi a questo meraviglioso mondo che è il mondo del volontariato. Tante lezioni a scuola, però i giovani non arrivano, vuol dire che manca, secondo me, quell'anello che unisce per intrigarli, per emozionarli. Manca la comunicazione. Manca la comunicazione. Cosa dici, Giovanni? Sì, no, sono convinto. Anche perché secondo me su una percentuale di 10 ragazzi sono sempre magari 2 solo che hanno delle difficoltà rispetto ad altri, non è che sia... Emerge sempre il negativo, diciamo, di questi ragazzi, il baby bullo. Poi diciamo che secondo me anche la stampa ha una responsabilità, perché se continuiamo a chiamare questi ragazzi come baby gang o maranza, sembra quasi poi un vanto per loro essere... Siccome mettere la stella sceriffo per loro essere un maranza. Diamogli diamogli un altro nome, magari meno importante. No, chiamiamoli per nome e basta, forse. E forse anche là, perché adesso uno si sente anche proprio un vanto essere il capo della maranza o il capo della baby gang. Però, e poi, cosa vuoi? Ci sono anche i centri sportivi dell'esercito, secondo me. Questi 2 o 3 soggetti che sono un po' così, perché non li mandiamo lì nei centri sportivi dell'esercito, carabinieri, guardia di finanza, eccetera, che sono ragazzi meravigliosi che anche loro si fanno volontari. Quando vado a sciare io ho quelli del guardia di finanza, del soccorso alpino, che diciamo dispongono dei loro uomini per accompagnare persone come me anche quando andiamo a sciare. E perché non mandiamo questi ragazzi in questi centri dove magari là possono anche esprimersi e dargli anche la possibilità di avere un lavoro? Sai cosa facciamo? Chiediamo all'avvocato, forse avvocato, quello che dice Giovanni e quello che dico io non va bene alla politica, perché con la paura crescono magari dei numeri per loro. Allora se più paura cerco di dare alla popolazione, magari riesco ad avere più voti, perché la paura mi fa prendere, anche perché la paura fa questo. Forse non sarà il caso di cambiare, anche di capire, invece dobbiamo guardare il bene della comunità, questi ragazzi che saranno il nostro futuro, perché prima appunto mi diceva il dottor Quagliotto del carcere della casa circondariale, il direttore, che poi diventeranno vecchi anche loro, perché cioè sei giovane fino a una certa età, ha detto facciamo 30, facciamo fino a 30, ma dopo diventi uno di noi, e allora come la mettiamo? Come la mettiamo quando devi inserirti in una società che hai distrutto fino in quel momento con di tutto e di più? Cosa dice avvocato? Forse questa paura fa alla politica, una certa politica fa bene? Però se questo è un obiettivo della politica, dovrebbero un attimino calibrarlo e modificarlo, visto che ormai abbiamo visto anche le ultime elezioni, la gente non va più a votare.
Quindi sì, alla fine se questo è un tentativo o una finalità... Fermo, ma loro va benissimo, l'importante è che vadano a votare quelli che li votano. Anche questo io è un vero. politico mi ha detto, vabbè, se vogliono stare a casa, che rimangano a casa, tanto noi la poltrona la occupiamo lo stesso con quelli che vanno a votare. Anche questo Perciò è vero. non è che un messaggio, anzi io direi di iniziare a dire andate a votare invece che non votare. Abbiamo Elena da Jesolo, vai Elena. Buongiorno a tutti. Buongiorno. A tutti. Allora, io per decisione mia personale mi sono ritirata dal lavoro, mi sono licenziata, sono giovane, ho 52 anni. Sempre per il solito discorso di collegamento al vaccino, devi vaccinarti. Io ero contraria, volevano a tutti i costi farmi vaccinare. Mi sono licenziata, per scelta mia mi sono trasferita all'estero, nella maggior parte del tempo dell'anno sono all'estero. Ho chiesto il TFR, sono passati 3 anni, l'INPS decide di rispondermi sempre che devo avere lo SPID, ho provato a mandare mail a tutti gli uffici possibili e immaginabili dell'INPS, sono passati già quasi 3 anni, io mi sono licenziata a fine gennaio del 2023 e non mi rispondono in nessuna maniera. Ho chiamato il giudice di pace territoriale, poi ho chiamato il garante. Con il garante sono riuscita ad arrivare ad una risposta perlomeno dall'INPS. Cosa è successo? Sto ancora aspettando. Ancora aspettando, dopo quasi 3 anni. Ma hai fatto lo SPID che non ho capito? Sei riuscita a fare lo SPID? No, perché non sono registrata ancora AIRE e per registrarti con lo SPID devi essere registrato AIRE. Ma lei è un avvocato questa mattina meglio di così, guarda, Elena, io non saprei risponderti, avvocato, come commentiamo la telefonata di Elena? La commentiamo con il fatto che è un esempio della burocrazia italiana, cioè per fare una richiesta e per esercitare un proprio diritto bisogna avere lo SPID, se non si è iscritti all'AIRE lo SPID non viene rilasciato e quindi è proprio un esempio di come funziona un po' la burocrazia italiana e come impedisce alle persone, alla gente comune di esercitare tante volte i propri diritti. Poi, perché se non ha lo SPID Elena non riesce, ma se non è iscritta all'AIRE lo SPID non viene rilasciato, quindi alla fine è il cane che si mangia la coda, come si suol dire, no? Grazie avvocato e grazie anche a Elena della telefonata e vedremo in qualche maniera, Elena, vedi tu di fare qualcosa perché lo SPID ci vuole, non c'è niente da fare, senza di quello non si va da nessuna parte. Se fai la firma digitale ci vuole lo SPID, qualsiasi cosa ci vuole lo SPID. Ecco, poi magari noi non lo sappiamo adoperare, lo diamo ai parenti serpenti qualche volta, ciao, con SPID se ne va anche qualcos'altro. Io devo dire che per esempio per costituire l'associazione abbiamo avuto un sacco di passaggi burocratici che io, non essendo prima all'interno del mondo dell'associazionismo, non immaginavo ci fossero poi obblighi di natura fiscale, obblighi di natura... No, paghiamo per fare i volontari, questo è il grande dramma. Infatti, abbiamo salvato la politica nella pandemia perché eravamo noi che aiutavamo e poi ci hanno ripagato con queste tasse assurde, con questi oneri. Io lo faccio volentieri, lo faccio con opere di volontariato, però è diventato quasi un secondo lavoro dal punto di vista burocratico, quando logicamente per le associazioni di volontariato magari ci dovrebbero essere un po' meno vincoli burocratici, perché altrimenti Ma secondo me hanno fatto un grande minestrone, nel senso che hanno messo tutto dentro, invece di dividere chi sei e cosa fai. Sono d'accordo. Allora, in base a chi sei e cosa fai, io ti do queste incombenze da superare, ma tu non puoi mettere noi come cooperative, e noi come concerti e con la sagra, hanno fatto di tutto. Perché? Perché non sapevano dare risposte. No, perché i controlli è corretto che ci siano, perché altrimenti nessuno deve... Se poi mangiamo la carne marcia di 7 anni, avete visto i servizi, ecco, i controlli dove dovrebbero essere fatti, avranno anche poco personale, ma Cristo, un macello del genere che veramente distribuiva questa carne, l'abbiamo vista e non posso dire che non è vero, però ci è voluto 1 mese e mezzo per riuscire a muovere un passo. Allora c'è qualcosa che fa pensare, ma dove li fate i controlli, con chi e per chi? E la dice lunga. Senti Giovanni, ecco, ormai siamo in chiusura.
chiusura, cos'è che vorresti dire a questa politica che dovrebbe ascoltare di più e agire, e soprattutto dare la possibilità, soprattutto a persone come te, alle persone fragili che sono tante? Prima l'avvocato diceva in pandemia i giovani hanno sofferto tanto, ma io penso che abbiano sofferto di più magari anche diversamente i giovani, che non hanno questi strumenti, ad esempio i social, che non li sanno adoperare, ecco, questi smartphone che non sanno adoperare, perché il ragazzo ha sempre una marcia in più in questo, mentre il diversamente giovane o il diversamente agile ha veramente dei grossi problemi. Tu ad esempio, se non avevi qualcuno che ti accompagnava, come facevi? E perciò uscire diventava un problema, cioè le fragilità, anche là non sarebbe caso di dividere chi sono le vere fragilità? Giovanni? Assolutamente, come dici tu, meglio qualche fatto in più che tante altre parole perse magari per assicurarsi una carriera o qualcos'altro, e a dare più comunicazione, dare più possibilità ai ragazzi di potersi esprimere nello sport come nella vita, di dare delle possibilità, cioè, con degli spazi, con aprire a chi magari quei 2 o 3 soggetti, mi dispiace ripetermi, ma sono sempre 2 o 3 soggetti che guastano, diciamo. Sono sempre gli stessi che sono girano. sempre gli stessi. Allora, visto che già, perché sento anche amici nelle forze dell'ordine, dicono sono sempre gli stessi, già li conosciamo. Ma se già li conosci, perché non facciamo in modo che questi giovani vengano recuperati? Diamogli la possibilità, mandiamoli a fare dello sport, ma obbligarli a fare dello sport, oppure obbligarli a fare un qualcosa che li possa magari estrapolare in loro delle attitudini che pensavano loro stessi di non avere. Chi lo sa, cioè, abbiamo psicologi, abbiamo di tutto e di più, diciamo, che possono interpretare la volontà di psichiatri, di tutto, è vero, non manca niente. Per capire, per dare a loro l'opportunità, invece di dire sono sempre gli stessi, già li conosciamo. Sentiamo cosa dice il Presidente, nonché avvocato, no, ecco, alla politica, cosa vorrebbe chiedere da avvocato, perché lei applica le leggi. Io sono un po' un inguaribile ottimista e dico che abbiamo avuto anche recentemente l'esperienza con Giovanni alle scuole elementari, dove i bambini sono fantastici secondo me, quindi io ho molta fiducia nelle nuove generazioni dei bambini. Per quanto riguarda poi invece la situazione attuale, quella sì, sono d'accordo con, come ha detto Giovanni, fare attività sportiva a sempre più a maggior numero di ragazzi anche delle scuole medie e quant'altro, perché ormai diciamo che l'attività delinquenziale, l'età si è abbassata sempre di più. Ormai abbiamo dei ragazzini alle scuole medie che commettono dei reati, anche se loro hanno un concetto di reato completamente diverso rispetto a quello che effettivamente è il concetto di reato. E quindi l'attività sportiva per tutti sicuramente può salvare tantissime vite, può migliorare le vite. È così difficile fare questa deroga in maniera che così dà la possibilità a questi ragazzi, anche se non vogliono praticare attività sportiva? Quello vorremmo capire, perché non ci dice niente nessuno. Quelli sono i programmi ministeriali che bisognerebbe intervenire molto probabilmente nei programmi ministeriali. Avete visto in Parlamento che poca gente c'è? Avete visto? Cioè, ma questi sono pagati da noi, Cioè, non c'è quasi nessuno e sanno veramente, c'è la legge bilancio, delle cose molto importanti, è quasi tutto vuoto, ma questi che arriva il cash è uguale, No, perché bisogna anche dirlo, cioè dove sono tutte queste persone che dovrebbero essere presenti, perché si legifera in maniera veramente strutturale per la società italiana, o sbaglio, avvocato? Certo, noi Dove sono, avvocato, secondo lei? Non so di preciso, ma posso immaginare che in questi periodi siano in vacanza, magari in posti belli. Per quanto riguarda la politica, come ti dicevo, noi quando facciamo il convegno, ormai questo è il 3° anno che lo facciamo, invitiamo sempre per i saluti istituzionali dei politici, ma li invitiamo anche come monito, perché io ogni volta gli dico: guardate che voi siete qui, noi prendiamo nota di quello che ci dite e poi l'anno prossimo facciamo una verifica di quello che è stato fatto o di quello che non è stato fatto, perché logicamente per quanto riguarda la disabilità la politica locale, la politica regionale ha una grossa incidenza.
per quanto riguarda le strutture scolastiche, per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accesso ai luoghi sportivi, come diceva prima Giovanni. Per chi ha una disabilità diventa anche difficile entrare in una palestra, diventa difficile entrare in uno stadio, e questo nel 2025 è assolutamente una cosa inconcepibile. Quindi il monito che noi diamo sempre è sì, vi invitiamo, prendiamo nota però di quello che ci dite, e poi a fine anno tiriamo le somme e verifichiamo quello che è stato fatto e quello che non è stato fatto. Quindi cerchiamo di mettere un po' di pressione, anche perché non dobbiamo ricordarci sempre che dal 2023 lo sport è entrato nella Costituzione, quindi l'attività sportiva sia per le persone normodotate sia le persone diversamente abili è un diritto costituzionalmente garantito, e quindi anche l'accesso ai luoghi dove si deve svolgere l'attività sportiva deve essere garantito a tutti. Sono d'accordo. Giovanni, come ci saluti? Allora è finita l'ora, con quale augurio, visto fra pochi giorni sarà il 2026? Ecco, la politica ad esempio, Giovanni, cosa diciamo? Quei politici che magari sono a casa, che ascoltano, che sono a casa molti, prego, o in vacanza? Diciamo che il malessere espresso dentro i bar porta più voti rispetto a altre realtà di volontariato, purtroppo sì. E quindi di ascoltare anche un po' di più questi ragazzi e di avere un po' di più attenzione e non limitarsi sempre a critiche senza nulla di costruttivo, secondo me. Meglio di così. Poi io auguro a tutti di essere felici e di avere mille opportunità e di sfruttare e siate felici di avere la salute, perché è la cosa più importante che ci sia, di vedere, di sorridere il mondo, di alzarsi al mattino col sorriso, di guardare fuori dalla finestra e dire quanto fortunato sono di essere qua, di vedere fuori, di vedere la luce, e quindi di godervi e di non parlare sempre per niente. Ecco. Grazie a Giovanni Salvador, grazie a Stefano Boff, presidente Supersimo, questa associazione che aiuta le fragilità come Giovanni a riprendere in mano la loro vita, cosa non da poco. Grazie veramente. Grazie a voi. Pubblicità. Grazie mille. Presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Stefano Mazzariol, delegato associazione. Sì. Vai Stefano. Parent Project APS. Cos'è? Prego. È l'associazione che raggruppa famiglie e ragazzi e pazienti che vivono con una malattia rara che si chiama distrofia muscolare di Duchenne. Avete capito? E saluto anche Alessandro Cestaro. Alessandro, tu chi sei invece? Guardate cosa ha portato Alessandro. Bellissimo calendario. Prego Alessandro, cosa rappresenta questo calendario? Rappresenta il lavoro di un anno dei nostri ragazzi della Scuola del Fumetto di Treviso. Io mi presento, sono Alessandro Cestaro, autore di fumetti, in particolare della Boia di Treviso, e appunto titolare e responsabile della Scuola del Fumetto di Treviso. Allora, partiamo proprio con te per dare messaggi di speranza. Gennaio con cosa parte allora Alessandro? Allora, ogni anno a inizio anno faccio scegliere ai ragazzi il tema, poi la cosa viene votata. Quest'anno abbiamo scelto il tema dei pirati. La moneta è un simbolo forte di ricchezza e prosperità. I pirati sono i ricercatori di questa prosperità, che si può vedere anche come una ricerca di stare bene, che è una cosa che quest'anno auguriamo a tutti. Allora, invece chiediamo a Stefano Mazzarioli, ecco, i pirati, quanti pirati Stefano abbiamo trovato nella nostra strada? Pirati di valori soprattutto, pirati di esempi. Noi abbiamo bisogno di esempi, specialmente anche voi, ecco, con questa associazione Malattie Rare, ecco, di investire sulle malattie rare. Sono pochi i numeri, ma tanti le malattie, qualcuno deve capire che la ricerca dovrebbe invece investire su questo, ecco perché abbiamo anche là dei pirati nella ricerca. Prego. Assolutamente. Diciamo che le malattie rare conosciute attualmente sono quasi 8.000. Quindi rendiamoci conto che magari alcune ultra rare che colpiscono pochissime persone a livello proprio anche mondiale, però è comunque un problema molto, molto presente nei territori. Per fortuna esistono associazioni che se ne occupano, perché una volta vivere con una malattia rara significava proprio essere da soli, avere a che fare con qualcosa che nemmeno i medici diretti, magari il medico di base, sapeva esattamente come doveva essere trattata, come doveva essere
seguita per l'evoluzione che avrà. Per fortuna abbiamo fatto molta rete, anche noi come associazione Parent Project abbiamo fatto scuola di tutto quello che c'è stato in passato per evolvere, per fare rete, per mettere insieme sia le conoscenze, sia la ricerca e sia quelle che sono le quotidianità, per riuscire a dare ai ragazzi la migliore quotidianità possibile. E poi ci siamo resi conto che i nostri ragazzi, al di là di quella che è una patologia contro la quale ti dicono spesso all'inizio, no, delle diagnosi, ti dicono questa è una patologia contro non c'è nulla da fare, soprattutto negli anni passati si sentiva molto dire è una patologia contro cui non c'è nulla da fare, cercate di farlo vivere bene, addirittura si diceva preparatevi a lasciarlo prima dei 20 anni. Ora invece ci sono ragazzi che si sono laureati, lavorano, fanno la loro vita, i loro sogni, li hanno coltivati. Mio figlio stesso è una persona che è molto consapevole delle sue difficoltà dal punto di vista fisico, però per fortuna è riuscito a incanalare tutte le sue passioni, tutte le sue attività in tutto quello che lui può effettivamente fare, e quindi si scopre che contro una patologia contro cui una volta si diceva non c'è nulla da fare, si scopre che invece si ha a che fare con qualcosa contro cui c'è molto, ma molto da fare. Senti Stefano, io ho avuto diverse mamme, il problema è il dopo di noi. Queste mamme sono molto preoccupate perché al momento non vedono all'orizzonte un qualcosa che possa aiutare i loro figli, e questo dopo di noi che fa fatica ad arrivare come istituzioni. Tu cosa dici? È un problema che mi pongo spesso anch'io come genitore di un ragazzo che comunque avrà la propria vita, la propria evoluzione con le sue difficoltà dal punto di vista fisico, e quindi anch'io mi pongo tante volte il quesito di come sarà nel momento in cui noi non siamo o più in grado magari di occuparcene in maniera attiva, o eventualmente purtroppo succede che non ci siamo più per mille motivazioni. Per fare questo dobbiamo, secondo la mia idea, rendere la vita di queste persone quanto più autonoma possibile, utilizzando più strade. C'è la tecnologia, mamma mia, la robotica, poi. La robotica, la tecnologia, l'automazione, l'intelligenza artificiale potrà dare una grossa mano, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento, se lo utilizziamo bene diventa uno strumento molto potente. Soprattutto dovremo fare una grossa sensibilizzazione sulla società, che deve capire che le persone che hanno magari disabilità, che hanno difficoltà, hanno comunque delle potenzialità e su quelle bisogna puntare. Quindi io credo che il dopo di noi purtroppo è un problema che ce lo dobbiamo porre. E proprio per questo dobbiamo lavorare in modo che non sia qualcosa che vada a limitare poi il futuro, soprattutto grazie all'autonomia che si può dare alle persone e alla società, che debba capire che queste persone devono essere parte attiva della società. Alessandro Cestaro, non pensi che forse anche queste realtà, tu fai questa cosa bellissima, ecco questi, guardate che belli che sono, ve ne faccio vedere un altro perché meritano veramente, ecco, che fanno ben sperare, guardate che bello anche questo. Ecco, questo cosa rappresenta ad esempio? Quello che ha voluto rappresentare la Sara Beghetto, una nostra questa autrice. ragazza. Alla fine non sono uno che va a interpretare i disegni degli altri, perché sono convinto che il disegnatore solo con la sua illustrazione abbia già detto tutto alla fin fine. Guardate che bello anche questo. Ecco, questo colore che vediamo, i ragazzi amano il colore o sbaglio, Alessandro? No, non sbagli, anche i prodotti di maggior successo a livello di mercato, bene o male sono colorati, se parliamo a livello di fumetto. Poi la pittura è un insieme di colori, quindi è indubbio. Non è il caso forse di unire le forze e far sì che anche questo figlio di Stefano riesca ad arrivare magari anche lui magari a dipingere, a fare un qualcosa, di unire più le forze delle associazioni per vedere chi può aiutare di più questi ragazzi a sentirsi parte veramente intrigante di questa società? Ma ti dirò, allora, della patologia in particolare di suo figlio è la prima volta che la sento, non saprei neanche pronunciarla, quindi per me è un ulteriore arricchimento. Ogni patologia ha un suo modus operandi alla fin fine, cioè io sono di quelli che è convinto che per esempio Van Gogh era un autistico
e molti suoi quadri a mio giudizio lo dimostrano, quindi già lui dimostra che la pittura non è un'esclusiva di gente sana, tra virgolette, o con la testa a posto o che rispetta quei canoni fisici o di prestazione. Quindi alla tua domanda dico sì, assolutamente. Poi ovviamente l'arte ha anche bisogno di una capacità motoria e connettiva con il cervello, però spesso e volentieri può dare risultati inaspettati. Quindi... Stefano, cosa ne pensi tu di queste idee? Tuo figlio, ad esempio, sarebbe in grado di capire l'importanza anche di saper disegnare, di creare, di colorare, magari avvicinandolo anche a queste realtà? Giustamente Alessandro, cioè io non conoscevo questa realtà che tu questa mattina mi rappresenti. Spieghiamo anche cosa avviene questa malattia di Duchenne. Beh, la distrofia di Duchenne è tra le distrofie muscolari quella più rapida, quella più precoce che prende i bambini in tenera età. Noi abbiamo avuto le diagnosi di mio figlio che non aveva ancora i 2 anni, per dire. È una patologia da progressiva. Da cosa vi eravate accorti, Stefano? Da piccoli segnali di mancanza di forza muscolare in alcuni movimenti. Per esempio faceva grossa fatica a mettersi in piedi da terra, cosa che invece gli altri ragazzini, gli altri bambini della sua età all'asilo riuscivano già a fare. Quindi questo è stato un po' un primo dubbio che ci aveva fatto pensare che ci fosse stato qualcosina che non andava. Io addirittura inizialmente, ma da totale profano, pensavo magari ci fosse stato un danno durante il parto, perché mio figlio è nato con un cesareo d'urgenza perché non riusciva a impegnare il canale del parto, quindi alla fine hanno fatto un cesareo d'urgenza, e mi sono posto questo dubbio che magari non ci fosse stato qualche trauma durante il parto, cosa che invece assolutamente non c'era. Però approfondendo un pochettino questa cosa abbiamo trovato un medico molto in gamba, che anche lui ha sospettato che ci fosse stato qualcosina che non andava, e quindi alla fine ha fatto gli approfondimenti necessari e ci ha fatto poi un ricovero a Padova, nel quale è stata fatta poi la biopsia del muscolo e l'analisi genetica, che ha definito il tipo di patologia. È una patologia progressiva, nasce, diciamo, i bambini all'inizio apparentemente sono normali, nel senso che fanno le attività, a parte piccoli limiti che cominciano poi a manifestarsi nel corso degli anni. Poi purtroppo la debolezza muscolare avanza e porta a una... Senti Stefano, io devo correre perché sai che il tempo è tiranno. Certo. Ma la prima cosa che avete provato tu e tua moglie nel momento che viene diagnosticata questa patologia, perché in quel momento devi rimboccarti le maniche e devi capire che forse hai bisogno di qualcun altro, e sono le associazioni che si sono create proprio il dopo di noi, di questi genitori, o sbaglio? È vero, io cito una frase che disse un genitore, uno dei fondatori, anzi il fondatore di Parent Project, che dice sempre che nel momento in cui ti danno la diagnosi di Duchenne, di una malattia diciamo come la Duchenne, non sai più se essere più spaventato per quello che ti senti dire in questo momento o più preoccupato per quello che arriverà più avanti. E per fortuna poi il medico che ci ha comunicato la diagnosi ci ha indicato proprio un foglietto di prendere contatto con le associazioni che si occupano di riferimento. E sono genitori? Sicuramente siamo genitori, ci sono anch'io dentro, sono stato vicepresidente per diversi anni dell'associazione, ho conosciuto veramente tante storie, tanti casi di ragazzi, tra cui anche ragazzi che dipingono, con i loro limiti, magari con l'utilizzo della bocca, con l'utilizzo di altri sistemi. La pittura è un modo di comunicare che molti bambini adoperano, poi se la capacità motoria è così inefficace, non riuscire neanche a tenere in mano una penna, comunque non sottovalutiamo, perché anche solo il guardare una pittura o leggersi un fumetto è comunque un arricchimento personale che può avere l'individuo. Cioè, non è che dobbiamo essere tutti pittori, tutti scultori o tutti elettricisti o tutti fabbri alla fin fine, possiamo anche godere del lavoro degli altri. D'altronde l'arte va fatta per essere guardata, no? Per essere vissuta anche dal pubblico. L'animo. Andiamo a vedere questo contributo di Distrofia e poi lo commentiamo. Andiamo a vedere.
molto belle queste immagini, ancora si parla di speranza. Pensate che Stefano raccontava ad Alessandro che con questa distrofia si arrivava appena a quanti anni, Stefano, una volta? Beh, secondo la storia naturale della patologia, negli anni in cui non c'era nessun tipo di trattamento, diciamo che l'aspettativa di vita era prima della maggiore età, diciamo, in media. Poi c'erano dei casi... E adesso invece? No, adesso i ragazzi diventano adulti, si laureano, lavorano, hanno un'aspettativa di vita assolutamente diversa da quello che era, grazie poi a tutta un assieme di fattori che vanno dai trattamenti, dalla tecnologia e fino alle conoscenze che anticipano quelle che sono le tappe della malattia per poter lavorare prima e allungare tutti i tempi. Questo è successo addirittura senza ancora avere un farmaco nato apposta o un trattamento nato apposta per la patologia. Ora cominciano finalmente ad esserci, ma tutti questi progressi sono stati fatti semplicemente facendo rete, facendo squadra. Pensate, scienza, ricerca e tecnologia, si investissero tanti soldi in questa realtà che abbiamo. Questi ricercatori in tutto il mondo sono i migliori, gli italiani abbiamo dei ricercatori, degli scienziati fantastici, e chi se li prende poi se li tiene, non come noi che non riusciamo a capire l'importanza di queste figure. Però alla fine qualcuno dovrà pure investire in questo, perché la popolazione si sta invecchiando, abbiamo sempre più patologie, perciò qualcuno dovrà pure ascoltare. Cosa dici, Stefano? Assolutamente, purtroppo viviamo in un mondo che è sempre più legato a inquinanti e a situazioni comunque che portano stress all'organismo, e quindi purtroppo micromutazioni genetiche ce ne saranno purtroppo sempre. Quello che si può fare è cercare noi di fare prevenzione, conoscendo quelli che possono essere magari stili di vita migliori, alimentazioni migliori, vivere un pochettino meglio. Purtroppo viviamo in un ambiente della pianura padana che d'inverno è uno degli più inquinati a livello d'Europa, quindi non è sempre facile. Però dall'altro lato dobbiamo cercare di dare supporto a tutto quello che c'è, che già si conosce, e soprattutto fare squadra tra associazioni, tra ricerca, tra medici, case farmaceutiche, istituzioni, fare rete, perché si può fare tanto. Non è detto che sempre si raggiunga velocemente un traguardo di guarigione, un traguardo di assenza di patologia, però si può fare veramente tanto. Per una famiglia come la nostra, avere la prospettiva data da chi ha fatto molto prima di noi, di avere una situazione totalmente cambiata rispetto a quello che era negli anni passati, è un grosso sollievo, più che altro perché ti fa capire che è stato fatto tanto. Qualcuno ha portato uno zaino avanti, ora quello zaino te lo carichi addosso e porti tu avanti per gli altri. Allora sentiamo invece Alessandro Cestaro cosa ci dice di questi ragazzi che lui frequenta, che vengono a questi corsi, come vedono questa situazione un po' imbarazzante anche da spiegare a loro, tanto sangue, tante guerre, tanta rabbia, tanta violenza, però abbiamo anche poi quelli bravi che non vediamo purtroppo, che ce ne sono tanti. Ecco, mandiamo anche la locandina per vedere anche questo Mercy, ecco questa parola misericordia fatta da ragazzi, questi sono i nostri bravi ragazzi. Io mi ricordo la regista quella sera ha detto guardate, sono questi i ragazzi bravi che abbiamo. Ecco, cosa dici? Ecco, vedendo questi ragazzi che daranno questo segnale di pace, di speranza, di misericordia con le parole di Papa Francesco, tutto gratuito al Teatro Dina Orsi di Conegliano il 5 di gennaio alle 18. Prego. Beh, intanto incoraggio le persone a prendere nota di questo appuntamento e di venire a fare questo tipo di esperienza. Per risponderti alla domanda, io ai miei ragazzi semplicemente cerco di insegnare una semplice magia, quella di poter raccontare le storie più belle possibili, quella di poter realizzare i propri sogni anche mediante le storie, in modo tale che possano crescere degli adulti che siano ben consapevoli dell'obiettivo che vogliono raggiungere. Anche le problematiche, le medicine, i fondi, dove vengono messi i soldi e tutto. Io vorrei tanto
e lo dico con le mie storie, non un governo ma uno Stato che non pensasse al profitto immediato ma che pensasse a un'evoluzione futura anche con un più ampio respiro. A lungo termine. A lungo termine. Ora come ora abbiamo soltanto gente, non voglio fare nomine, fare politica, se ben chiaro, che pensa ai propri profitti subito adesso a discapito di tanti, troppi che stanno sotto. Allora, quello che volevo anche capire, come si crea il calendario? Qui abbiamo visto delle immagini, ogni immagine è un ragazzo che ha dipinto, vero? Qui siamo a febbraio, abbiamo visto marzo, guardate, sono delle immagini bellissime. Guardate anche questa. Ecco qua, la pistolera, qua abbiamo visto ieri sera il film con la compianta Brigitte Bardot e Claudia Cardinale, le pistolere, qui vedete i ragazzi hanno fatto una pistolera donna anche lì qua. Lì è stata presa ispirazione dal Pianeta del Tesoro, uno dei film forse più sottovalutati della Disney. Poi ogni ragazzo poi ha seguito la sua passione, ad esempio nelle immagini prima Riccardo Ferro è un appassionato di mecha design, robottoni e quant'altro, quindi anche se il tema è pirati si può unire il tutto. La cosa fantastica appunto delle storie, a parte in un'illustrazione ci possono essere già 1000 storie dentro solo una piccola illustrazione, è il fatto che puoi appunto mettere i tuoi sogni e desideri, fare ciò che ami, che ripeto è quello che uno Stato dovrebbe insegnare, si realizzato facendo ciò che ami. Ovviamente che sia una cosa utile alla società, perché se ciò che ami è scavare buche in giardino e basta, ok, ci sta, prenditelo come hobby. Chiaro. Stefano, avere un calendario anche nella stanza di questi ragazzi che rappresenta, ecco, queste varie storie di fumetti che loro conoscono, hanno visto, quanto importante è mandare queste immagini veramente che ti fanno rivivere, proprio diventare anche bambino piccolo piccolo, cosa dici? Beh, è un po' un rafforzativo, nel senso che spesso queste immagini rappresentano situazioni di eroi, di forza, quindi è chiaro che poi ai ragazzi diventa un incoraggiamento, perché comunque sono storie che ti fanno capire, in genere hanno il senso di far capire che attraverso le difficoltà ma si raggiungono gli scopi, quindi... Forse secondo me questi sono anche messaggi positivi, non messaggi negativi. Ti alzi da letto e vedi una bella immagine che ti fa ridere, ti fa sorridere, ti porta allegria, guardate che bella anche questa. Ecco, l'allegria, quanto è importante l'allegria anche verso questi ragazzi con questa distrofia di Duchenne, perché l'allegria è fondamentale, il sorriso, la famiglia che non piange ma che è allegra, delle volte è faticoso. È importante più che altro perché non nascondo che noi genitori spesso viviamo con dei pesi magari legati a tante situazioni che anche nel semplice quotidiano, però è vero che non trasmettere questa sensazione ai ragazzi, soprattutto fargli capire che questa è la loro situazione, questa è la loro vita, per cui devono utilizzare la loro vita facendo il meglio che si può. È quello che alla fine io ho cercato di insegnare anche ai miei figli, perché è importante sì, la situazione di mio figlio Marco, ma è molto importante anche la situazione del secondogenito Matteo che abbiamo, che conosce, vive, anche lui cresce con la situazione di disabilità in casa e capisce anche fin da subito che comunque non è una situazione che deve essere per forza avvilente, deprimente, ma si possono fare 1000 cose, 1000 idee, 1000 giochi insieme. Si beccano come tutti i fratelli ovviamente, che è normale, senza legare alla situazione del ma lui è disabile, poverino, il famoso poverino che deve essere secondo me proprio annullato dalla nostra società nei confronti di chi vive con patologie o con disabilità. Alessandro, vediamo queste foto che sono veramente belle, anche questa donna, questi ragazzi la dipingono anche molto forte, questa donna, una donna tosta, non una donna remissiva, fa molto bene, guardate che bella. Quella è la nostra insegnante della scuola di fumetto. Esatto, guardate che bella che è. Permettimi di ricordare che se il tuo pubblico volesse anche lui il nostro calendario, lo trova presso la fumetteria in via Sant'Antonino, la Wonderland Comics. Tutti i soldi, tutto il ricavato verrà dato al direttore Benanzi per i bambini dell'ospedale. Ecco, vedete che bella cosa che sta facendo anche Alessandro con i suoi ragazzi. Guardate, sono veramente belle queste foto. Alessandro, cosa dicono questi ragazzi? Ecco, come li vedi tu questi ragazzi? Sono gioiosi, sono allegri o li vedi tristi? Sono tanti
tanti e vari, c'ho la pessimista di turno che cacciargli un sorriso è sempre una sfida, c'ho l'ottimista, cioè, la cosa bella è che allevare tra virgolette i bambini è un po' come stare in un giardino pieno di tantissime piante, ognuna che ha necessità di una cura diversa l'una dall'altro. Ovviamente alla bambina che non sorride mai si cerca di insegnare il valore del sorriso, della risata. Perché per me è importante, anche camminando per strada, se te becchi la vecchietta che ha il muso duro, basta un saluto, un sorriso, e vedi che quella vecchietta attacca un piccolo granello di armatura, parte via e qualche mezzo sorriso inizia a farlo. Come riesci a tirare fuori questa creatività dai ragazzi? Perché sai, Alessandro, tu lo sai quanto ci credo in quello che fai e spero anche di riuscire a portare avanti anche al Parco dello Storga questa realtà con te. Ma l'importanza è di far capire che forse questi ragazzi bisogna un po' alla volta prenderli per mano e cercare di capire chi sono. Loro hanno una creatività incredibile, ecco, con questi disegni loro trasmettono anche un qualcosa di sé, o sbaglio? Ti dirò, io ho iniziato a smettere di prenderli per mano per guidarli e ho preferito, è presente quando gli lasci il bambino pedalare a bicicletta senza le rotelle? A un certo punto vai, mollati, fai, sperimenta, sbaglia, continua a sbagliare, perché anche il terrore dei ragazzi spesso e volentieri è faccio una cosa, sbaglio e prendo parole perché ho sbagliato. Ho mollato questa ottica, cioè continuate a sbagliare, io sono qui per farvi vedere dove sbagliate. Del resto, chi è padre o chi è genitore lo sa, non possiamo stare dietro ai bambini per evitare che facciano degli errori che abbiamo fatto anche noi, sappiamo che li faranno. Il compito del genitore è quello di stargli vicino nel momento in cui si sono sbucciati il ginocchio, fine. Sì, ma se io non ho il genitore vicino per vari motivi, devo avere qualcuno, perché tu dici già lasciarli andare, sì, ma prima bisogna prenderli però, poi quando io ti faccio salire 2 volte 3 sulla bicicletta, poi vedo che puoi andare. Ecco, il problema è arrivare ad avere il punto di riferimento per questi ragazzi e poi farli andare, ma devono avere un punto di riferimento. Cosa dici, Stefano? Beh sì, il compito del genitore è quello di dare, diciamo, la pista entro cui sarebbe corretto stare. L'importante è vedere proprio che i propri figli poi rimangano all'interno di quella pista. Non devono essere confini, perché altrimenti saremo tutti coppie di noi stessi e avremo i figli che sono coppie di noi stessi. Però dobbiamo capire quando sbagliano e cercare di intervenire, magari cercare anche di ficcare ogni tanto il naso quando diventano un po' più grandicelli in quello che fanno e cercare di capire se stanno sbagliando qualcosa e reinstradarli un momentino. Alessandro, come commenti? Beh, io dico sempre che i giovani hanno bisogno non di parole ma di esempi. Nel mio caso io sono un fumettista, per insegnare fumetti devo fare fumetti, devo far vedere quanto dura portare avanti questo tipo di mestiere, perché non è neanche per tutti alla fin fine, quindi faccio in modo che i ragazzi vedano anche le mie di fatiche. Cioè io adesso ho in opera, fra poco uscirà anche il volume 2 del Boia di Treviso. Come è andato a proposito? Il volume 1 è andato molto bene. La prima tiratura mi ha permesso di aprire una casa editrice che adesso farò sfruttare anche con il lavoro dei ragazzi. La prossima opera che abbiamo in mente di fare sarà un libro sulle anguane di poesie di Emanuele Bellò, che purtroppo ci è venuto a mancare poco tempo fa ed è una mancanza che ancora mi fa un male boia. Importante. Scusami Stella. E in memoria sua appunto abbiamo in programma questa raccolta di storie, le sue poesie in dialetto, tradotte poi in italiano e poi tradotte col linguaggio del fumetto senza parole, in modo che le parole di Bellò vengano esposte anche a un pubblico che non conosce l'italiano o il dialetto. Perché lui ha dato tanto a questa città, veramente. Anzi, ricordo anche ai tuoi spettatori che in edicola trovate il suo calendario, lo Schieson Treviso, che è l'ultimo che ha fatto. Sì, mi ricordo benissimo, hai fatto bene a ricordarle questa grande figura. Ecco, forse rimpiangeremo queste figure se non ci fossero anche persone come Alessandro che stanno coltivando, ecco, queste realtà che sono i nostri ragazzi
in futuro che diventeranno anche loro dei bravi fumettisti, dei bravi scrittori, dei bravi poeti, perché chissà quanta creatività hanno, però qualcuno bisogna che veramente si renda conto che devono avere un punto di riferimento. Come ti saluti, Stefano? Cosa vuoi dire? Ormai siamo in chiusura. Beh, mi collego un po' a questo discorso dicendo che abbiamo bisogno di ragazzi che possano esprimere le loro capacità, che siano capacità artistiche, che siano capacità tecniche, che siano passioni di altro tipo, musicali o quant'altro. Dobbiamo dare il massimo di supporto perché queste attività distolgono da tante altre cose. Secondo me è importante che potenziamo le capacità, le attitudini, le indole di ciascuno, compresi anche ragazzi come il mio, che avendo dei limiti fisici hanno comunque tantissime potenzialità di altro tipo e noi stessi genitori per primi, ma sarebbe bello che lo potesse fare poi tutta la società, di potenziare quelle che sono le loro effettivamente capacità e attitudini. Mio figlio per esempio ha fatto scuola di teatro, ecco. Vorrà ancora fare scuola di teatro perché lui è un attore nato già da come parla, tu l'hai conosciuto, sì, quindi lo sai. Guarda che la prossima volta devi venire qui, guarda che ti aspetto, vero? Sicuramente, tanto i ragazzi sono a casa che ci ascoltano. Il mio piccolo per esempio è appassionato di musica, sta facendo scuola di batteria per esempio, e quindi se loro hanno questa volontà noi cercheremo di spingerla perché questo li distoglierà magari da altre Alessandro, cose. un saluto. Tu abbia una stanza insonorizzata con la batteria. Un saluto veloce, un augurio Alessandro Cestaro, un augurio prego. a tutti di un buon fine anno, di uno splendido inizio dell'anno. Vi invito a vedere la nostra casa editrice, ci trovate su www.ilboietreviso.it e veniteci a trovare in negozio o alla scuola per capire se il vostro piccolo può essere o meno interessato a affrontare nuove strade creative. E io leggo l'ultimo, un biglietto, il primo che è arrivato al Banco Solidale, un ringraziamento a tutti voi che ci date la spesa e un supporto. Tanti auguri di buone feste, un felice anno nuovo e qua si firmano. Ecco, hanno iniziato a portare i bigliettini, guardate quanti ne ho da leggere, come sempre, ne stanno arrivando tantissimi al mercoledì perché queste persone vogliono ringraziarvi per il contributo che voi ci date, perché senza di voi, ecco, la Mirella sarà anche brava, ma se non c'è la benzina il motore non parte. Detto questo, vi auguro veramente una buona giornata, siete in vacanza, rilassatevi e adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella che è il vostro assegno. Ciao grande famiglia, oggi siamo vicino a Padova e stiamo per incontrare Anna. Anna ci ha chiamato disperata, non ho legna, sono ammalata, non ho soldi, devo prendere tante medicine e noi siamo qua. Eccola qua la nostra Anna. Ciao. Oh, sei tu qua? Sì. Guarda, te ridi con Iva Mirella. Ciao cara. Ciao. Ciao. E ora? E ora cara, siamo qua, tiremo a campare. E ora intanto andiamo a vedere una roba, vieni che te fa vedere, guarda. Che femo veda. Che se arriva a legna, che te volevi, ecco qua. Questa è già legna. Quanto contenta sei tu? Tanto. Sai che te vuol dire questa grande famiglia che pensa sempre a voi altri? Che sia una grande famiglia, sia una famiglia, non che se parole per ringraziarvi. Sì, unici, di geni. Dai. Starò a Roma. No, te prego, andiamo a casa tua intanto, andiamo dentro, dai. Andiamo a Roma. E ora dai che raccontiamo sta storia. Guarda. Questa è una casa dell'Atter, vero? Sì. Sì. Permesso. Avanti. Permesso. Avanti. Allora Anna, prima roba che noto è una montagna di medicine. Guarda qua. Sì. E ora ti dici sì, senza skate, ma se tu esenti ticket? No, pago il ticket qua, queste compro qui skate. Sì, ma se tu esenti ticket? Sì, però il ticket lo pago lo stesso. Maria Vergine. E ora te si senza skate, questa cosa costa? No, tiro reddito di cittadinanza. Quanto? 4,60. E ti hai offerto un lavoro che tu ad andare a fare un colloquio? Sì. Ah, ora è vero che sei partito? Sì, vuoi andare il giorno 17. Quanto è importante sia partire sto reddito di cittadinanza? Moltissimo. Moltissimo perché manco magno, ben pago e boete, non voglio rompere le scatole in comune, se no in comune non si mai skate.
Comunque in tutto quasi 80 euro. Da qua non te scampi. Sì, questo sarà. Perché ti te anche una patologia, cosa sei che te mi gaccia mai dicendo, guarda Mirella che mi sto anche male, con la tiroide che non funziona. Non funziona. Ho fatto fibrillazione atriale. Sei sempre a casa ti sola perché i tuoi fioi non può aiutarti perché non sei in grado di aiutarti. Ecco. E mi vivo qua così, abbandonata a me sola. So che da fare. Mi arrangio come posso. Mi vedo come figlio che viene qua, viene tagliare l'erba, fa qualcosa. Però sono da sola, cosa vuoi da fare? Adesso ho questo problema qua tante volte con brutti pensieri. Di dire, ma faccio finire, tanto ormai non ho più niente. Non c'è più niente, ti cado fiori. Ora, Anna, non ho più niente, Mirella, sono stata sola. Quanti anni sei che è morto tuo marito? 10 anni. Allora Anna, questo se l'assegno, sappa. Grazie. Prima legna, dopo l'assegno, ste lacrime sempre. Ma cosa sei che avevamo da fare noi altri? Perché? Però l'importante è aiutarvi una santa. Perché se sono io a Mirella che mi aiuta. Te lo so. E sono io a Mirella che siamo sempre là. È l'unico posto, non so dove andare. Dove va lui? Ecco, questa è la situazione dei nostri anziani. Guardate in che condizioni io li trovo. Soli, sempre soli. Basterebbe delle volte anche una parola. Non parlo sempre di soldi, ma anche una parola, una visita. Ma questi domiciliari, questi assistenti domiciliari esistono? Ci sono? O dobbiamo andare alla ricerca? Aspettiamo una risposta anche per questo ticket che è lei esente e che paga. Io non so più cosa dire, avete visto la situazione, comunque oggi abbiamo portato la legna, abbiamo portato un po' di soldini. Grazie. Così respiri. Dai un bel saluto alla grande famiglia di Rete Veneta. Grazie grande famiglia, grazie a tutte le persone che aiutano Rete Veneta. Sono fiera di voi altri, fiera se tutti, se qui che sei a Roma fossero tutti così, il mondo sarebbe tutto diverso, tutto.